Buongiorno a tutti, benvenuti e bentrovati a questo evento di apertura di PN Trading Places, il festival dedicato all'evento, dedicato all'educazione finanziaria, organizzato dall'Università degli Studi di Udine in partnership con il Comune di Pordenone. La quinta edizione quest'anno, un festival che nasce appunto nel 2021, che parte insomma con la chiara idea, la chiaro orientamento di costruire un evento che vada a unire quella che è l'università e le realtà culturali e dell'associazionismo locale, dello sviluppo culturale locale, perché di fatto l'educazione finanziaria sempre più è un tema trasversale ed è un tema che sempre più tocca proprio il vero e proprio sviluppo culturale delle persone in tutte le fasce d'età e indipendentemente, se vogliamo, da quella che è la specifica caratterizzazione delle persone, quindi dalla terza età ai giovani, ai giovanissimi e appunto anche alle professioni di tutti i generi e specie. E proprio diciamo alle professioni insomma dedichiamo questo evento di apertura che va a toccare un tema che noi riteniamo di grande attualità, anche condividendo questo aspetto, questa considerazione anche con i protagonisti e i partner che ci hanno aiutato qui a costruire questo evento. In primo luogo il CONI Friuli Venezia Giulia, che è qui rappresentato oggi dal presidente Marcon, che ringrazio per la sua presenza, per il lavoro che ho fatto insieme fino ad ora. Avremo un pomeriggio molto interessante che si andrà a snodare su due tavole rotonde fondamentalmente che vedranno una serie di importanti personalità del mondo sportivo, del mondo manageriale sportivo, moderate da due importanti colleghi dell'Università di Udine e dell'Università di Verona, che vedo qui presenti e che mi permetto di salutare e di ringraziare per la loro disponibilità e per essere qui fra di noi. Stiamo aspettando il collegamento online dell'assessore Anzil, che ci teneva ad essere presente e che stiamo collegando, stiamo cercando di sistemare il tutto dal punto di vista tecnico. Nel frattempo do il benvenuto all'assessora Elena Ceolin, oggi qui in rappresentanza dell'amministrazione comunale, che saluto e che ringrazio per la sua presenza e a cui cedo la parola per un saluto istituzionale. Grazie professore, grazie, buongiorno a tutti. Saluto a nome dell'amministrazione comunale, in particolare porto il saluto del nostro sindaco Alessandro Basso. Perché il comune di Pordenone è qui? Beh, insomma, diciamo che è indubbio che ormai lo sport non significa solamente benessere, salute, significa valore educativo, morale, aggregazione, amicizia, lealtà. Sono tutte cose che non servono solo agli sportivi, ma servono a essere bravi cittadini vincenti, e nulla di questo ci sarebbe senza le associazioni sportive e senza gli impianti sportivi adeguati, moderni, sicuri, dove poter appunto fare sport in modo sereno. C'è stato un cambiamento epocale che non è andato di pari passo, ovvero da un lato abbiamo le associazioni preziosissime, come dicevo, che si basano sostanzialmente sul volontariato, quasi esclusivamente sul volontariato, e per fortuna ce ne sono tante. Dall'altra parte però si trovano a gestire contributi, fondi, impianti che sono degni di imprese e devono essere gestiti in modo oculato, rendicontati, quindi hanno tutta una serie di conseguenze, proprio come se fossero delle piccole imprese. Ebbene, qui interviene questo importante appuntamento legato alla formazione e alla conoscenza. Io voglio ringraziare il magnifico rettore, il professor Miani, il professor Raggiotto, Banca e Finanza, perché ormai hanno organizzato un appuntamento diventato un classico dell'autunno pordenonese. Oggi parliamo di sport, ma l'educazione finanziaria insomma la diffondono attraverso molteplici appuntamenti, grazie a dei legami che hanno creato con i sodalizi del nostro territorio, quindi un'informazione capillare che è davvero preziosa, perché
ci aiuta ad affrontare in modo consapevole ciò che è legato al mondo della finanza, che non è astratto ma è ciò che viviamo quotidianamente, quindi grazie per il servizio che fate alla comunità. Grazie. Grazie Assessore, e passo ora la parola al magnifico Rettore dell'Università di Udine, professor Angelo Montanari. Grazie Francesco, allora è con molto piacere che porto i saluti del nostro Ateneo a questo evento qui a Pordenone. Fatemi dire due parole sulla nostra università e poi ne aggiungo altre due sulla occasione specifica. L'Università di Udine a Pordenone è presente da tempo in maniera, direi, qualificata e sempre più intensa, si posso dire. Ricordo sempre, c'è stato un momento in cui le università in Italia hanno cominciato a diffondersi in varie sedi, secondo me anche troppo, ma il modo in cui lo facevano era di replicare i corsi che facevano nella sede principale, per cui c'erano i corsi di serie A, i corsi di serie B, alle volte anche di serie C. Ecco, non è così. I corsi che la nostra università offre a Pordenone sono corsi originali, quindi se uno vuole seguire il corso di banca finanza, ma anche il corso di ingegneria industriale per l'energia, deve venire nella sede di Pordenone. Questo è un salto di qualità, secondo me, nell'offerta formativa dei nostri atenei e in particolare credo, a parte il caso di infermieristica, ecco, infermieristica è un caso particolare, ma insomma potete immaginare, ma negli altri casi l'offerta formativa di Pordenone a Pordenone è un'offerta che vuole essere anche coerente e rispecchiare anche un po' la vocazione, diciamo, industriale del territorio, e non a caso una delle giornate di questo festival è dedicato proprio al tema della finanza e dell'energia, guarda caso proprio i temi di due dei corsi di studio che offriamo a Pordenone. Quindi anche dal nostro punto di vista, se noi vorremmo creare sempre di più sinergie, già lo stiamo facendo, tra i diversi percorsi che offriamo qui. L'altro aspetto che volevo sottolineare è che negli anni l'università è diventata sempre più consapevole che accanto ai suoi compiti fondamentali, alle sue missioni fondamentali, che sono quelli della didattica e della ricerca, che rimangono tali, è venuta prendendo sempre più piede quella che abbiamo chiamato la terza missione, che in realtà adesso più correttamente chiamiamo valorizzazione delle conoscenze, che riguarda proprio questo rapporto tra l'Ateneo, gli Atenei e il territorio, cioè iniziative come questa, che si inserisce perfettamente in questa prospettiva, in cui gli Atenei condividono, costruiscono insieme delle occasioni di confronto col territorio. È anche un modo, diciamo, affinché tutti i cittadini riconoscano, conoscano la realtà che opera all'interno del loro territorio. Quindi questo tipo di iniziative non sono episodiche. Chiaro, il festival è un'occasione particolarmente importante, significativa, corposa, cioè se guardate il programma vedete che insomma è veramente, però è anche, attenzione, ecco, io questo ci tengo, cioè sono tutti incontri che sono stati organizzati seguendo dei precisi filoni tematici, non hanno messo insieme una cozzaglia di cose giusto per riempire un programma, ma sono stati individuati dei temi fondamentali: lo sport oggi, il lavoro, la finanza e l'energia. Quindi è stato costruito un programma con dei filoni ben precisi, organici, che cercheremo di presentare in maniera sistematica. Questa è una modalità di rapporto con la città, secondo me estremamente significativa, che vorremmo rafforzare sempre di più. Tra l'altro questi incontri li facciamo non a caso in un luogo come questo, mentre la sede dell'Ateneo è in via Prassecco, quindi è un po' defilata, diciamo. Vogliamo che questi incontri vengano fatti in centro città, insomma col centrovalle sarà sempre più così anche in futuro. Due parole su questo festival. Tra l'altro oggi è la giornata del risparmio, quindi anche la scelta delle date del festival non è casuale. È un festival originale,
a livello direi nazionale, che quindi si è ritagliato, sono 5 anni come diceva il professor Raggiotto, però già in 5 anni secondo me abbiamo delineato un profilo caratteristico, originale, diverso da altri festival. C'è un po' una moltiplicazione dei festival come sappiamo, però insomma questo secondo me ha un suo profilo che lo rende originale e unico. Negli anni, sono 5 anni, quindi insomma è abbastanza un'età giovane, però già in 5 anni si è articolato in maniera molto precisa, quindi a cominciare dai luoghi, non è più soltanto Pordenone, ma è anche a San Vito, a Spilimbergo, da quest'anno è anche a Sacile, e non è per rendere onore al rettore, non sono stato io a dire andiamo anche a Sacile, hanno scelto loro. E questo da un lato, e dall'altro ha fatto un'altra scelta che secondo me è molto, molto saggia, ed è stata quella di coinvolgere le diverse categorie professionali. Da questo punto di vista non è un festival generalista che ogni volta offre ogni evento a tutti, ma cerca di intercettare e di costruire insieme la proposta che fa. E questa secondo me è sicuramente una scelta vincente, perché riesce a portare anche le competenze, i contributi, le sensibilità di fasce rappresentative della popolazione. Questa è una direzione. L'altra direzione è quella del coinvolgimento dei ragazzi, delle scuole, fino a partire dai livelli. Insomma, quest'anno c'è questa iniziativa molto originale con i Papu, in cui siamo scesi proprio ai primissimi livelli di scolarizzazione, ma in generale è un festival così che affronta un tema originale, significativo. La finanza, così nel senso comune, spesso viene immaginata come qualcosa che riguarda le grandi aziende, certo tipo di realtà. In realtà l'obiettivo del festival è di dire no, la finanza ci riguarda tutti, ed è appunto organizzato in modo tale da rendere evidente questa assunzione di fondo. Quindi io auguro buon lavoro a tutti quanti e ringrazio fortemente i miei colleghi che in prima fila hanno pensato, concepito, organizzato questa iniziativa, perché insomma, la trovo estremamente preziosa. Grazie. Cedo la parola in duplice veste al dottor Andrea Marcon, che andrà a portare il saluto appunto dell'assessore Anzille e poi a lanciare un po', ad aprire quella che sarà la discussione, le riflessioni di oggi, proprio con un intervento dedicato a comprendere meglio quelle che sono le radici e la ratio che ha guidato lo sviluppo e la realizzazione di questo evento. Credo di interpretare le parole del vicegovernatore Anzil dicendo qual è il supporto che dà la Regione Friuli-Venezia Giulia allo sport, che è decisamente il più alto in tutto il territorio nazionale. Nessuna regione spende quanto spende la Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito sportivo. Solo nel 2025 fra impiantistica e manifestazione e quant'altro abbiamo sfiorato i 100 milioni di euro in un anno di investimenti, e l'attenzione della Regione e del vicegovernatore in modo particolare è sicuramente ai massimi livelli ed è confermata già per il 2026, quindi sono 6 mesi che sono presidente, per 1 anno e mezzo vivo tranquillo, dopo aver passato 8 anni di terrore assieme al dottor Rigotto alla Federazione Baseball a Roma. Ci sembra di essere in paradiso adesso in confronto a quella situazione. Per quanto riguarda il convegno di oggi, 3 giorni dopo la mia elezione mi ha chiamato il professor Miani a Udine dicendomi, insomma, ci siamo scambiati un po' di idee ed è emersa questa necessità di creare un sistema non di insegnamento, ma di messa a disposizione dell'esperienza a tutto l'ambiente sportivo. Lo sport fino a poco tempo fa viveva di volontariato, era l'assioma assoluto, sport e volontariato. Dopo la riforma dello sport e anche lo scorrere dei tempi, la situazione è decisamente cambiata. Non per niente chi detiene la cassaforte dello sport italiano è una SPA, nelle cui finalità è anche previsto la chiusura in attivo del bilancio, quindi il poter realizzare utili sulle attività che fanno. E quindi questo è sicuramente uno dei primi cambiamenti. Le nostre società hanno sempre fatto molto con poco, adesso si ritrovano a dover gestire le loro società appunto come aziende. Per poterle gestire come aziende, sfido i dirigenti che vedo qua in sala
a dirmi quanti di loro fino a 2 o 3 anni fa avevano pensato a pianificazioni di spesa, pianificazioni di investimenti, gestione di flussi, gestione di cassa. Per dirlo in friulano, speriamo di arrivare alla fine dell'anno, era il modo di interpretare. Adesso questo non si può fare più, giustamente o non giustamente, non è questo il contesto su cui andare ad agire. Avere occasioni come queste sicuramente ci creano delle situazioni per poter veramente imparare tanto da chi, perché non vorrei che venisse frainteso. Qua davanti vedo 2 persone, potrei citare tutti gli altri, ma prendo loro che sono qua davanti. Un signore ha portato la pallanuoto di Trieste, unica realtà sportiva in Italia, a disputare 3 campionati di massima serie, pallanuoto maschile e femminile e anche quella per i portatori, per i disabili, insomma, è un signore lì vicino, ha portato un paese di 3.000 persone, contato anche quelli che vengono in ferie d'estate probabilmente, a disputare la Serie D, ma quando sono partiti dalle stesse realtà che abbiamo nelle 2000 e X società che abbiamo in regione. Potergli dare le possibilità di capire e comprendere quali sono le dinamiche che devono essere tenute da adesso in poi sicuramente crea le condizioni migliori per il futuro e le crea in un contesto fortunato, perché è vero che noi siamo la regione, viviamo nella regione dove vengono investiti più soldi, ma vengono investiti perché il tessuto societario li merita e nel 99% dei casi i soldi che vengono spesi sono spesi nel modo corretto e finalizzati al perseguimento delle attività. Inoltre abbiamo una responsabilità che prima non avevamo. Faccio un esempio banale, ma è solo per così esemplificare il discorso che voglio fare. Noi siamo responsabili anche di portare in giro il marchio Friuli Venezia Giulia in giro per il mondo. Noi siamo responsabili con le nostre azioni, non solo portandolo sulla maglietta piuttosto che sul furgone, sul pullman o quant'altro. Quindi tutto questo assieme di realtà che passano dall'amministrazione regionale, dalle amministrazioni comunali, dalle società sul territorio, dal CONI, dalle federazioni, dalle discipline sportive associate, tutto assieme sta facendo sistema e sicuramente il futuro lo vedremo con un'ottica diversa. Chiudo con un pensiero e un ringraziamento ovviamente all'Università di Udine, al professor Miani, magnifico rettore che non sono riuscito a salutarlo a ringraziarlo prima che dovesse lasciare la sala, e un ringraziamento molto particolare e sentito a tutti i relatori di oggi. Uno per i contenuti che vi verranno illustrati, secondo perché poter così assorbire le loro esperienze positive ma anche magari negative che hanno avuto, crea il sistema, e non pensate che sia così scontato che un presidente voglia dire agli altri come è riuscito ad avere successo. Invece poterlo fare, sfruttare, è uno degli obiettivi che abbiamo. Quanto più sistema facciamo, più cresciamo, e vedrete che i risultati di cui voi date tutti per scontato, siamo una regione da 1.174.000 persone, mi hanno detto l'altro giorno, abbiamo una squadra in Serie A di calcio, 2 squadre in Serie 1 di pallacanestro, avevamo la 1 di pallavolo femminile fino all'anno scorso, Serie A di pallanuoto maschile e femminile diversamente abili, abbiamo la pallamano, le abbiamo tutte, siamo un mondo incredibile in cui noi diamo per scontato tutto quello che abbiamo, scontato non è, per niente. Bravissimi a tutti i dirigenti sportivi, speriamo che si possa da qua in futuro ancora di più far capire quanto è importante riuscire a raccogliere le esperienze per farle crescere anche finanziariamente. Vi invito, così faccio un mini spoiler, ad ascoltare la proposta che vi illustrerà poi il professor Miani più avanti. Capirete che bisogna avere coraggio, forse più di quanto ne avevamo una volta, ma il futuro è molto più rosa di quanto pensiamo. Grazie. Grazie Presidente Marcon, e a questo punto presento me stesso, come dire, nel senso che volentieri. No, in realtà andremo, quando abbiamo iniziato a riflettere su quello che era la struttura
diciamo, dell'evento si riteneva col professor Miani dare una breve panoramica introduttiva, fondamentalmente il contesto direi che di riferimento l'ha dato già perfettamente il Presidente Marcon, insomma io mi limiterò a dare due spunti di riflessione secondo quello che è, fermo restando che, come dice giustamente il Presidente, il parterre che siamo riusciti a radunare qui in platea e qui al tavolo dei relatori quest'oggi è un parterre di assoluta rilevanza e prestigio, e credo insomma che lo spazio principale del convegno sia proprio da dedicare a loro. Io quello che cercherò di fare è sostanzialmente dare degli spunti di riflessione, alcuni dei quali, dico la verità, mi ha un po' già spoilerato il Presidente, ma insomma spero abbiate la pazienza di sentire delle ripetizioni. Ma in buona sostanza quello che cercherò io di dare come visione è un po' una visione che viene un po' da quello che è un po' il mio background. Io sono Francesco Raggiotto, insomma, e sono professore associato di management all'Università di Udine. È vero che nel volantino trovate scritto la radiografia dell'associazionismo sportivo in Friuli Venezia Giulia, però quello che vorrei sostanzialmente portare come messaggio qui è proprio, come vi dicevo, un discorso legato a una cosa che è un po' che può essere la mia visione, quella del professore di economia e gestione delle imprese, che insomma, secondo appunto una visione manageriale, che cosa vede in questo contesto dove parliamo di associazionismo sportivo, dove parliamo di una galassia di realtà anche molto eterogenee, accomunate, mi viene da dire, da un fattore comune che è veramente visibile, evidentemente, no? Che è quello della passione, della voglia di mettercela tutta, della voglia di farcela, di portarla a casa, ognuno a modo suo, ma in sostanza quella che noi ci troviamo di fronte di fatto è una comunità che è in costante espansione. Gli ultimi dati del CONI parlano di 100 in Friuli Venezia Giulia, di 149 società sportive ogni 100.000 abitanti. È un dato che ci fa capire numericamente quello che diceva prima il Presidente, cioè in una regione diciamo relativamente piccola come la nostra, però noi abbiamo un microcosmo estremamente completo da un punto di vista diciamo della diffusione dello sport, della copertura, mi verrebbe da dire, sportiva, perché certamente il Friuli Venezia Giulia è calcio storicamente, insomma c'è a tutti i livelli dell'universo calcistico c'è un fermento importantissimo, c'è una squadra, come diceva il Presidente Marcon, in Serie A, però ci sono delle eccellenze assolute nella pallavolo, nella pallanuoto, nell'atletica, nel ciclismo, negli sport invernali, fino ad arrivare a degli sport anche molto particolari. Qui insomma io di fatto è lo sport forse che frequento un po' di più. Faccio per dire, qui a Pordenone stessa abbiamo da più di 30 anni una Coppa del Mondo che a giugno a luglio porta qui da anni i campioni della Parigi-Dakar, che vengono qui a Pordenone per competere in uno degli eventi mondiali più complessi, più tecnici e più di fatto sfidanti, che è appunto l'Italian Bahia. E quindi veramente passiamo dallo sport su quattro ruote allo sport più tradizionale come il calcio, a degli sport magari più di nicchia, ma in cui comunque la regione e i suoi attori ci sono, e ci sono stabilmente. Ho cercato di in qualche modo rappresentare questa situazione banalmente con un semplice grafico plottato sulla nostra regione Friuli Venezia Giulia divise per province. Qui a Pordenone, nella sola Pordenone, visto che siamo qui, insomma, se no dopo vengo anche rimproverato dai padroni di casa, nella sola Pordenone abbiamo 546 associazioni sportive, di società sportive. E di fatto vediamo che il numero, di fatto, quello che io vedo come la riflessione che io porto sostanzialmente, quando ho costruito questo grafico, questo semplicissimo schema che di fatto va a sistemare semplicemente dei numeri,
in valore assoluto su una cartina geografica, che è la cartina geografica della nostra regione, però questo piccolo esercizio grafico mi ha portato a fare una riflessione, che quello che noi abbiamo qui in Friuli, e io credo che questo emerga in maniera forse ancora più chiara dalle parole del presidente Marcon, è quello di un vero e proprio sistema del valore. Cos'è un sistema del valore nelle scienze manageriali? Nelle scienze manageriali un sistema del valore è un insieme di soggetti che possono avere natura economica, ma che a vario titolo, proviamo a pensare ad esempio a una filiera internazionale che può essere quella del lusso, che può essere quella di un qualsiasi tipo di prodotto, all'interno del quale entrano in gioco, collaborando fra di loro, comunque lavorando a un obiettivo comune, molteplici realtà, in questo caso sono aziende. Nel caso invece dello sport qui in regione sono delle società sportive. Delle società sportive, lo diceva prima il presidente Marcon, che di fatto generano dei numeri economici molto importanti, che di fatto contribuiscono allo sviluppo di una vera e propria industria sportiva all'interno del Friuli Venezia Giulia. Un'industria che, lasciatemelo dire, in certi aspetti, se guardiamo la cosa secondo una certa chiave di lettura, ha saputo anche guardare molto lontano relativamente a degli sport d'avanguardia. Io penso a tutta l'industria degli sport, degli action sports, ad esempio, degli sport estremi, degli sport che prevedono insomma delle attrezzature particolari come il volo a vela piuttosto che il parapendio, in cui il Friuli Venezia Giulia era molto avanti rispetto a quelli che erano i trend, ma da molto tempo. Quindi c'è una realtà, è un vero e proprio sistema del valore, una realtà vitale che di fatto spinge, cioè di eventi sportivi nel solo Friuli Venezia Giulia ne abbiamo 3.000 e dietro questi eventi sportivi molto spesso non si celano delle realtà strutturate piuttosto che delle realtà multimilionarie, ma si celano delle realtà che hanno una struttura che è quella del dove tutti fanno tutto, del dove comunque c'è una grande, lo diceva anche prima il Presidente, attenzione al volontariato, cioè c'è chi lavora per nulla di fatto, perché sono spinti da quella che è la loro passione, da quella che è la loro storia personale, da quella che è la loro voglia di comunità, perché molto spesso, ricordiamoci, Friuli Venezia Giulia, la parola sport rima potentemente con la parola comunità. Però questo sistema del valore fondamentalmente, ed è questo il motivo per cui siamo qui oggi, presenta dei temi aperti che comunque di fatto non vanno, secondo me, a parer mio, non vanno presi poco in considerazione, ma dovrebbero invece essere, credo, al centro di un'agenda di sviluppo di questo ambito che è quello dello sport. Qui ho provato a riassumerne alcuni sostanzialmente. Allora, guardando un po' quello che è la prospettiva, la visione più ampia, il panorama, oltre il 90% delle SD è gestito da volontari, lo abbiamo detto prima. Io in alcuni specifici ambiti sportivi ne conosco molti di queste persone e fanno veramente delle cose straordinarie, nel senso che riescono a gestire anche dei volumi di denaro importanti e riescono a costruire degli eventi estremamente efficaci, che verrebbe quasi da dire, ogni tanto penso come fanno a farlo, nel senso che in un contesto di scarsità assoluta di risorse riescono a portare degli eventi, dei risultati di altissimo livello, cosa che peraltro viene evidentemente riconosciuta anche a livello di quelli che sono, in inglese si dice governing bodies, no? Quindi le federazioni, gli organismi regolatori. Però questo, se da un lato è espressione di quello che dicevo prima, no? Che molto spesso sport fa rima con comunità, questo pone da un punto di vista manageriale e non solo, come vedremo più tardi, un tema molto importante, che è quello appunto, e lo vediamo qui, di nuove competenze, della necessità di nuove competenze, che non vuol dire solamente parlare ad esempio di imparare a gestire i social piuttosto che specializzarsi in determinate funzioni come il marketing. Certamente quello è anche quello molto importante,
Però prima parlavamo, lo sport è di fatto un sistema del valore, e in un sistema del valore c'è bisogno di competenze. Di che tipo di competenze c'è bisogno in particolare? Oggi ne parliamo di fatto sostanzialmente, o comunque lanciamo un sasso in questo senso, no? Sperando che in qualche modo ce ne possano essere tanti altri. È quello da un lato è quello della managerializzazione, dirigenti e allenatori molto spesso ricoprono più ruoli, tutti fanno tutto, si diceva, no? Però chi studia come me le imprese familiari sa benissimo che il modello di fare tutto, uno che fa tutto, di fatto si inceppa a un certo punto. C'è bisogno di competenze diffuse, c'è bisogno di specializzazione, c'è un tema di ricambio generazionale, che se da un lato è fondamentalmente un qualcosa che va affrontato, dall'altro secondo me rappresenta una grande opportunità in questo senso, per inserire nuove competenze, per inserire nuove visioni in questo senso. Chiaro, la domanda da porsi è, intanto il tema da porsi è questo, cioè riflettere su quella che è la managerializzazione, il fatto di costruire società che si strutturino in termini di competenze, in termini funzionali, che sappiano affrontare, che sappiano porsi stabilmente, solidamente all'interno di questo sistema del valore. Dall'altra parte, ovviamente, il tema è quali competenze. E oggi quello che cerchiamo di fare qui è ragionare su una competenza fondamentale, che è quella finanziaria. Il tema del reperimento delle risorse, della gestione delle risorse finanziarie è fondamentale, non fosse altro perché, come mi diceva il professor Miani, che di queste cose capisce molto più di me, visto che le studia da tanti anni, si ragionava e si diceva, ma magari queste società possono mantenere un equilibrio economico, nel senso che alla fine vanno in pari, tanto di fatto nessuno di fatto ci guadagna molto spesso, no? Proprio per questo motivo per cui molto spesso è basato sul volontariato. Ma quando ad esempio viene il momento di andare a chiedere un fido in banca, la fideiussione chi la firma? La fideiussione magari la firma, no? Il dirigente sportivo, tutti fanno tutto anche in questo senso. Allora c'è bisogno fondamentalmente di una strutturazione, perché altrimenti quel salto di qualità, che è un salto di qualità non solo a favore, attenzione, della singola società, ma di tutto il sistema sport Friuli Venezia Giulia, non può avvenire. E come ho detto in apertura, l'educazione finanziaria che cosa significa? Significa che è importante saper gestire le dinamiche finanziarie di tutti i giorni. Questo vale per gli individui, vale per le istituzioni, vale evidentemente anche per tutte quelle società sportive che vogliono continuare e che per mantenere viva la passione di fatto hanno bisogno forse di qualcosa di più, e questo credo che sia il momento giusto per aprire una riflessione e cambiare di fatto un po' lo stato delle cose. Grazie. Adesso cambio cappello nuovamente e chiamo qui al tavolo dei relatori i primi protagonisti per la prima tavola rotonda della giornata, Finanza e Impianti. Chiamo al tavolo dei relatori Elena Ciolin, assessore alle politiche dello sport e agli impianti sportivi Comune di Pordenone, Paolo Franco, vicepresidente di Danieli e presidente di Danieli Sporting Club, Alberto Rigotto, direttore responsabile amministrazione, finanza, controllo e rapporti con gli azionisti di Unigi Calcio Spa, Enrico Samer, Pallanuoto Trieste. Sì, adesso io mi alzo perché ci sarà qualcuno che mi sostituisce, Vincenzo Zanutta, presidente Ciarlins Muzzane, e a moderare il collega professor Alex Klipp, associato di finanza aziendale nell'Università di Verona. Buona continuazione. Buon pomeriggio a tutti, permettetemi intanto di ringraziare gli organizzatori per avermi dato la possibilità di moderare questa bellissima tavola rotonda con degli ospiti veramente importanti. Cerco di lasciare quasi subito a loro la parola, però
Permettetemi un attimo di fare una sorta di introduzione su quello che sarà il tema di questo panel di discussione, il primo che ci accompagnerà questo pomeriggio. Il tema principale di questa tavola rotonda riguarda il finanziamento degli impianti sportivi. Il finanziamento degli impianti sportivi è importantissimo, infatti se noi pensiamo in termini di finanza aziendale noi lo chiamiamo l'investimento del capitale fisso, in quel capitale che resterà per un lungo periodo nell'azienda e che deve essere finanziato con delle fonti, dei capitali che rimangono per altrettanto lungo tempo in azienda. Se noi guardiamo le società sportive, negli ultimi anni gli investimenti negli impianti sportivi sono diventati sempre più strategici, infatti prima il Presidente ne parlava e diceva appunto che è molto importante ormai riuscire a dirigere bene quella che è la società sportiva. Noi abbiamo anche qui in Regione dei casi veramente d'eccellenza, se vogliamo. Se noi partiamo dall'alto e vediamo alla società all'Udinese, vediamo l'investimento che è stato fatto nello stadio, che penso sia un investimento quasi un unicum a livello internazionale, vediamo che quanto sia strategico poi per la società, perché ormai se noi guardiamo anche mi rivolgo prima al calcio, se noi guardiamo questo esempio ormai non si va più allo stadio solo per viversi la partita, ma si va allo stadio anche per vivere un'emozione, un servizio, un modo, viene ripensata quella che è l'esperienza e viene ripensato anche in ottica strategica per la società sportiva l'investimento in questo impianto, perché se non c'è la gara sportiva può essere utilizzato anche per altri fini come dei concerti nel caso degli impianti piuttosto che eventi aziendali e quant'altro. La stessa cosa non è solo unica del calcio, ma è anche per gli altri sport. Non dimentichiamoci che man mano che si scende, diciamo, in termini di dimensione, le forze in termini di capitali sono un po' più basse e quindi è necessario in questo caso l'intervento o di imprese private che fanno altro, come vedremo poi un esempio molto importante sempre della Regione, o nel caso dovrà intervenire l'attore pubblico. Ricordandoci che questi impianti che noi abbiamo devono essere valorizzati non tanto solo per l'aspetto agonistico dello sport, quanto anche perché lo sport è una sorta di veicolo, se volete, di inclusione, anche aggregativo, se vogliamo, all'interno del nostro territorio. Quindi permettetemi subito di passare la parola come prima intervento all'assessore per chiederle, magari non se l'aspettava, per chiedere insomma la sua visione dal lato del gestore pubblico per quanto riguarda gli impianti sportivi, cosa ne pensate, quali sono anche dal punto di vista del Comune di Pordenone le vostre aspettative, le vostre strategie. Grazie. Vi do un'unica nota di servizio, vi lascio 5 minuti a testa per la gestione, poi vediamo se abbiamo qualche minuto in più per ribattere, in modo da gestirsi bene con i tempi e non rubare il tempo anche alla seconda tavola rotonda. Prego, grazie. Benissimo, grazie a lei. Come dicevo prima, sono di fondamentale importanza questi impianti perché devono essere impianti dove possiamo andare con sicurezza, quindi devono essere o nuovi o comunque adeguati alle necessità. L'ente pubblico cosa fa? Per crearne dei nuovi, per costruirne dei nuovi, deve accendere dei mutui e lo fa attraverso finanziamenti della Cassa Depositi Prestiti o del credito sportivo, che devo dire la verità danno anche un contributo nella parte degli interessi e quindi agevolano questo tipo di investimento, e lo può fare se sono cosine piccole con fondi propri, e poi c'è la grande partita dei contributi regionali e statali. Noi siamo grati alla Regione perché obiettivamente investe moltissimo nel settore dello sport e in quello degli impianti, quindi posso dire, per fare alcuni esempi,
tempi che con il PNRR, quindi statale, europeo statale, insomma, ci sono arrivati dei finanziamenti con i quali abbiamo potuto pensare alla progettazione dell'ex fiera per i pordenonesi, a quello che adesso è il Polo Young, che sta veramente crescendo a vista d'occhio e sarà pronto l'anno prossimo, però non ce l'avremmo fatta senza il preziosissimo contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha implementato proprio per dare completezza al quadro economico. Ci sono poi, ci sarebbero anche, come parlavo appunto, come ne parlavamo col professor Miani, ci sono anche delle linee finanziarie legate al sistema bancario, alle quali noi solitamente non accediamo, avendo appunto Cassa Depositi e Prestiti, che ha dei crediti, sì, che ci dà delle condizioni, insomma, agevolate. Con i contributi regionali, quindi noi abbiamo una possibilità, però non è una possibilità che ha solo il comune, ovvero, se vuole che ci mettiamo nei panni del gestore, preziosissimo gestore, e quindi abbiamo due, ne vedo, insomma, almeno due in sala che gestiscono impianti del comune di Pordenone. Devo dire che oltre all'intervento nostro c'è l'intervento diretto dell'associazione che gestisce l'impianto, proprio attraverso delle linee che la Regione mette a disposizione per adeguamenti, manutenzione, ampliamento e cura dell'impianto stesso. No, non so se andare nel dettaglio o meno di questa cosa, non so se abbiamo il tempo di ritornarci. No, se abbiamo il tempo di ritornarci in un secondo giro, no. Ma vado pure nel dettaglio poi. Sì, no. Sì, voglio dire che, ma ecco, posso aggiungere in questa parte un'altra opzione che il Comune di Pordenone non ha ancora adottato, ma potrebbe essere una carta in più, un'apertura del ventaglio di opzioni, cioè il partenariato pubblico-privato, ovvero oltre alla gestione quindi dell'impianto, coinvolgere il privato nella progettazione e finanziamento dell'impianto sportivo, aggiungendoci anche non solo la finalità prettamente sportiva, ma aggiungendo qualcosa che può aiutare il privato a tenere in bilanciamento appunto l'impianto stesso, come possono essere degli spazi commerciali, insomma delle possibili insediamenti per attività produttive all'interno dell'impianto. Ecco, su questo punto devo dire che non abbiamo ancora qualcosa di strutturale, ma il pensiero c'è, soprattutto se si pensa che abbiamo appena ricevuto dalla Regione il finanziamento per poter commissionare uno studio, un DOCFAP, quindi le alternative progettuali relative a uno stadio che deve essere anche però contenitore di eventi e può essere tanto altro, e che oltre al che cosa ci sarà e come verrà fatto, lo studio potrà anche dirci se insomma ci potrà essere, come spero, il concorso di un privato nella realizzazione. Grazie. Allora, grazie Assessore, molto interessante l'intervento, mi è piaciuto molto perché mi ha dato un assist poi per passare la parola a Paolo Franco, invece, che è vicepresidente di Danieli e presidente di Danieli Sporting Club. Ecco, l'assessore ha agganciato la partnership privato-pubblico. Allora, innanzitutto le chiedo intanto di dirci due parole, insomma, della sua realtà, della realtà che rappresenta, che è molto interessante, anche molto importante, magari non tutti conoscono, e poi di dirci se quanto spazio c'è per questo tipo di collaborazioni, qual è la strategicità di queste. Grazie. Allora, inizio dicendo un po' quello che è la particolarità che rappresento io qui. Perché dico questo? Perché a differenza di tutte le altre associazioni sportive, diciamo che Danieli Sporting Club è nato
con un obiettivo completamente diverso rispetto a quello che è, non completamente diverso, mi correggo, ma leggermente deviato, perché il benessere è comunque un obiettivo, sempre. Che venga fatto attraverso la creazione delle squadre, ragazzi, è assolutamente una priorità, ma Danieli, quando ha costituito il Danieli Sporting Club, l'obiettivo era l'aggregazione tra i dipendenti, quindi è nato con quell'obiettivo lì e nell'atto costitutivo c'è scritto proprio questo. Quindi tutte le attività che vengono svolte dall'associazione sono finalizzate al benessere del dipendente e dei familiari del dipendente, anche figli. Quindi un target, diciamo, importante, un target ambizioso che nei 30 anni in cui esistiamo siamo riusciti a portare avanti bene e guardando gli obiettivi che ci eravamo posti e che abbiamo raggiunto, devo dire che siamo stati anche abbastanza bravi. Per collegarci un po' al tema di inizio che era le strutture, è chiaro che una realtà come Danieli, dove ci sono 5-6 mila dipendenti familiari, c'è chiaramente la necessità di avere anche le strutture dove andare a esercitare, a fare quei corsi che facciamo, le attività che svolgiamo, le squadre che abbiamo, perché alla fine abbiamo 2 squadre di calcetto, ne abbiamo 2 di pallavolo, ne abbiamo 2 di basket, quindi siamo ovunque, diciamo, però chiaramente le strutture sono quelle comunali. Recentemente la Danieli ha costruito la scuola 013 che parte dal nido e arriva fino alla terza media e ha costruito anche una palestra che noi usiamo per le nostre attività post-lavorative. Recentemente, parlo veramente di mesi fa, abbiamo inaugurato il centro sportivo Le Fucine che è praticamente a fianco all'hotel e di fronte alla Danieli, dove diciamo cerchiamo di ampliare anche la nostra offerta a livello associativo usando le nuove strutture che la Danieli alla fine ci ha dato la possibilità di avere, perché hanno costruito il centro sportivo, chiaramente a utilizzo dell'hotel, a utilizzo di chiunque voglia farsi socio, ma anche noi come associazione usiamo queste strutture per fare proprio le nostre attività, quelle che organizziamo. Quindi la difficoltà di trovare effettivamente strutture adeguate è effettivamente una necessità. Sono molto incuriosito, devo dire, chi è qui a fianco a me di Enrico Sammer della Pallanuoto Trieste. Sono molto incuriosito un po' perché la pallanuoto non la conosco bene, quindi per me è un pochettino più distante, ma un po' incuriosito anche di sentire la sua esperienza di quello che invece è il caso di uno sport che magari è un po' meno conosciuto, ma è comunque molto importante e che comunque richiede dei grossi investimenti, immagino, poi per le strutture poi su quali operate. Ecco. Prego. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Io oggi non dirò quello che dico normalmente relativamente alla pallanuoto, anche perché ho visto l'argomento, si è parlato poi di project financing in partenariato pubblico-privato, e siccome abbiamo degli esempi unici in Italia, in questo momento in Trieste e Friuli Venezia Giulia, vorrei spendere 2 minuti del mio tempo su quest'ultima cosa. Io normalmente parlo della parte agonistica, della parte sociale. Io molto spesso a Trieste collaboro sì con l'assessorato allo sport e cultura, ma anche con l'assessorato alle politiche sociali, perché
per noi lo sport è una scusa, tra virgolette, cioè attraverso lo sport raggiungiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze. La Pallanuoto Trieste, sì, come è stato detto, ha 3 squadre, è l'unico club appunto in Italia, è l'unico in Europa che porta le coppe europee, la maschile e la femminile, però in qualche maniera le prime squadre sono la fine di un percorso positivo che abbiamo con i nostri giovani ormai da decenni. La Pallanuoto Trieste innanzitutto nasce da 2 società centenarie, l'Edera, di cui ero presidente, e la Triestina Nuoto, che a un certo punto nel 2003 decidono di unire le forze nella pallanuoto, perché se no non si andava da nessuna parte, e nasce quindi la Pallanuoto Trieste. Io sono stato reputato sufficientemente neutro perché i derby erano pesanti, e ho fatto il presidente della Pallanuoto Trieste, e poi sono rimasto. L'unica pecca della Pallanuoto Trieste è per il momento questo presidente a vita, ma speriamo, tutto il resto funziona bene, patrimonialmente, societariamente, tutto. Purtroppo abbiamo ancora questo presidente a vita perché, e questo sarà il finale del mio discorso, alla fine ci sono sempre obbligati, garanzie, eccetera, eccetera, e alla fine senta sempre fuori il presidente, come è stato poco detto qualcuno prima. Allora, dunque, la Pallanuoto Trieste ha fatto un percorso positivo proprio perché non solo a Trieste c'è un impianto natatorio molto importante, uno dei principali, sono il principale in Italia, gestito direttamente dalla Federazione Italiana Nuoto, e Centro Federale, e con Roma, Verona, è uno dei impianti più importanti, e lì possiamo svolgere in maniera più che degna non solo eventi sportivi interessanti, ma i normali allenamenti delle prime squadre, sia di nuoto che di pallanuoto, di tuffi, eccetera, eccetera. Ma soprattutto la Pallanuoto Trieste gestisce oramai da quasi 20 anni un impianto natatorio comunale del comune di Trieste, dove può svolgere la sua attività giovanile, perché altrimenti purtroppo la pallanuoto necessita, come il nuoto, di una vasca, quindi i costi di gestione sono significativi in confronto a una palestra. Chiaramente quindi la possibilità di gestire l'impianto permette di svolgere più facilmente un certo tipo di attività giovanile. Noi, al di là delle prime 3 squadre, poi abbiamo altre 10 squadre giovanili che girano un po' tutta l'Italia, e poi la Scuola Federale di Nuoto, che solo per la pallanuoto comporta un movimento di circa 1100 bambini e bambine dai 2 ai 10 anni. Poi c'è quella della Triestina Nuoto, eccetera, eccetera. Quindi nel comprensorio gravitano circa 3000 atleti, soprattutto più piccoli, quindi c'è un movimento importante che si riflette poi su anche 3000 famiglie, quindi è un movimento sportivo importante. Per questo dicevo, per noi la parte più importante è quella appunto del sociale. Dalla Pallanuoto Trieste nascono poi tutta una serie di attività che riguardano altri sport, che hanno abbracciato insieme ad altre associazioni sportive dilettantistiche, o alcune come la Pallanuoto Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, perché ad un certo punto la mole d'affari è diventata tale, la Pallanuoto Trieste fattura più di 3 milioni, quindi in qualche maniera siamo diventati società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, anche perché per me poi più congeniale gestire società di questo tipo piuttosto che le associazioni sportive dilettantistiche così usuali, chiaramente non a fine di lucro, però la gestione è quella di una normale società di capitali, quindi per me è un po' più semplice, più facile, più agevole. E devo dire che per fare un certo tipo di operazioni poi necessariamente la struttura societaria deve essere questa, ne sa qualcosa il dottor Sessolo, che parlerà poi, perché assieme abbiamo costruito tutta una serie di passaggi all'interno proprio della Pallanuoto Trieste. Quindi grazie a questo, assieme ad altre realtà sportive, è nato a Trieste quello che è chiamata un po' la cittadella dello sport, si chiama Trieste Campus, che è il primo partenariato pubblico-privato del Friuli Venezia Giulia nel campo sportivo. Ha previsto un intervento del pubblico, un intervento del privato. Siccome qua parliamo appunto di aspetti finanziari, Trieste Campus è un SRL a fini di lucro a tutti gli effetti, perché il project financing prevede una società di progetto che, una volta presentato il progetto, ritenuto di pubblico interesse e fatti i passaggi della gara, nel momento in cui viene assegnato una compagine che nasce spesso come raggruppamento temporaneo di imprese, che poi diventa un SRL a tutti gli effetti, a fini di lucro, che se poi non fa dividendi ma reinveste nell'attività, un po' è la stessa cosa. Trieste Campus praticamente ha completato il suo iter come primo step.
L'investimento totale è stato circa 9 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo da parte del pubblico, il resto dai privati, in parte di proprietà, in parte equity, in parte finanziamento. Il finanziamento è derivato soprattutto da fondo sviluppo che prevede appunto un intervento fino a 4 milioni di euro con un finanziamento a 15 anni all'1,3 tasso fisso, che abbiamo ottenuto anche grazie a un diritto di superficie sull'area che è stato quindi ipotecato e quindi ha permesso appunto il finanziamento bancario. All'interno di tutto questo hanno sede tanti sport. Trieste Campus è un po' una polisportiva 5.0 che in qualche maniera è un SRL, gestisce la struttura in un certo modo, gestisce la finanza e al suo interno ha singole sezioni sportive che in pratica con un certo tipo, con un'eccellenza, certi sport. Quindi c'è, al di là della pallanuoto, nel nuoto, tuffi, sincro, c'è il scherma, karate, la vela, la pallacanestro, la pallavolo, il tennis, paddle, pickleball e i Boy Scout e la Calicanto, che è un SD che fa sport integrato. Quindi c'è una varietà di atleti, una varietà di attività importante che in qualche maniera tutto questo s'affianca a Trieste l'importante impianto che abbiamo sportivo del calcio, e speriamo fra poco anche una squadra importante, e poi dell'impianto della pallacanestro che è primario, a fianco alle due palestre un po' naturali, che è il Golfo di Trieste per la vela e il canottaggio con alcune eccellenze, e la Valle Rosandra per la speleologia e l'alpinismo, che anche questa è un'importante palestra per la roccia e per la speleologia. Tutto questo è il primo passaggio che abbiamo fatto. In piedi ci sono altri 3 project financing, uno che farà della nostra regione in assoluto la prima in Italia, ma sicuramente in Europa. Abbiamo avuto già incontri con il Ministro dello Sport, Ministro della Cultura, eccetera, eccetera, eccetera. E a livello di federazioni ci sono state tantissime visite. C'è un appoggio fortissimo a questo progetto, e abbiamo un project finance di circa 6 milioni che prevede il rifacimento della piscina di San Giovanni, quella che dicevo prima, che è la piscina del Pallanuoto Trieste, anche sotto il profilo del benessere, quindi la piscina terapeutica, eccetera, eccetera. Un investimento di circa 7 milioni sul polo natatorio, perché poi il natatorio ha una piscina di 50 metri esterna che non viene utilizzata durante l'inverno, invece prevediamo una copertura apribile d'estate, quindi utilizzabile non solo per gli sport natatori, quindi per poter attirare eventi a livello mondiale europeo nella nostra regione, ma anche, avendo la piscina scoperta, una tribuna da 900 posti, anche eventi diversi. Con una copertura parziale della vasca si prevedono di fare concerti oppure altri sport tipo pugilato, eccetera, eccetera, quindi usufruire dell'impianto anche per moltiplicare le attività. La copertura prevede circa un 7 milioni di investimento, e poi tutta questa cittadella dello sport manca, è cosa che da noi è tragica in generale, ma adesso si sta, per fortuna, Trieste è diventata una città in qualche maniera sempre più turistica, ben venga, ma però ci mancano fortemente strutture alberghiere di un certo tipo. Per lo sport manca definitivamente una foresteria sportiva. Nel comprensorio dove si trova tutto questo, che in qualche maniera viene finanziato anche soprattutto dalle attività di coloro che fanno padel piuttosto che palestra, piuttosto che tennis, lì c'è un comprensorio di circa 2000 colletti bianchi, c'è Fincantieri, Italia Marittima, Autovie, Friulia e Allianz, quindi in qualche maniera c'è anche una frequentazione di colletti bianchi importanti. In questo comprensorio, che era la cosiddetta ex fabbrica macchine, lì si costruivano i motori marini per i cantieri sono diventati semplicemente un bacino perché erano troppo piccoli, si sono spostati in Monfalcone, i motori marittimi sono stati vicino, un po' fuori Trieste, adesso la produzione è finita perché la produzione è fatta dai finlandesi di Varsila, adesso non c'è più. Comunque la ex fabbrica macchine era questo comprensorio, tutto il comprensorio è diventato appunto Allianz, Fincantieri, eccetera, eccetera, e il polo natatorio è la Trieste Campus. All'interno del comprensorio c'è ancora una palazzina di circa 6.000 metri quadrati con 5 piani, vincolata dalla sovrintendenza, che era lo spogliatoio nonché la mensa per i 2000 operai che gravitavano intorno. Ecco, questa palazzina sarà l'ultimo project financing che speriamo di far partire entro il prossimo anno. Il project financing che prevede circa 20 milioni di investimento e che diventa appunto diventa una foresteria sportiva con circa 250 camere, e diventerà in qualche maniera, farà diventare questa cittadella dello sport in qualche maniera un piccolo villaggio olimpico permanente. Si prevede l'arrivo in regione di circa 900.000 utenze,
E quindi un momento particolarmente interessante è il Comune di Trieste, per far fronte quindi a questi project finance, con il suo 49%, dovrebbe tirare fuori 17 milioni. Siccome non li ha, la Regione, qua c'è l'assessore Anzil, nonché pensato al Presidente Massimiliano Frediga, la Regione nell'arco di un mese ha stanziato 17 milioni a favore del Comune di Trieste per questo project finance, proprio perché diventa qualcosa di molto importante per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ma per l'intero paese. Difatti è di esempio ed è un qualcosa che in parte è stato completato, in parte è ancora in fase di progetto ed è un qualcosa che diventerà un modello, vuole essere un modello replicabile in altre realtà, in altre regioni italiane. Il GSE, l'ente per gestione elettrica per l'elettricità, è poi venuto anche in visita appunto a Trieste, mandato dal Ministero dei Trasporti, proprio perché il GSE ha curato l'aspetto a Napoli, nella provincia di Napoli, del comprensorio dove ci sono state delle problematiche giovanili, hanno convertito da Caivano, è proprio il progetto, il modello Trieste, quello che vorrebbe venire replicato. Il project financing quindi è un sistema unico, io non lo sapevo, l'ho scoperto, ma devo dire che permette al privato di presentare un progetto al pubblico. Il pubblico decide se di interesse pubblico o meno. Su un'area completamente degradata. In Trieste Campus, dove è nata Trieste Campus, c'era un vecchio immobile non utilizzato, degradato, di proprietà del comune, con un tetto di un parcheggio. Il tetto è diventato un campo di tennis, pallacanestro, pickleball, eccetera, eccetera. E il resto dell'immobile è stato ristrutturato in maniera anche, devo dire, molto valida, anche sotto il profilo estetico. Avremo adesso sul tetto tutto un fotovoltaico che genererà l'80% dell'energia consumata dal centro. Quindi, interesse pubblico, immobile comunale, domanda, nel momento in cui la domanda viene accolta, a quel punto va in gara, diventa del comune e chi l'ha proposta partecipa chiaramente come un qualunque partecipante alla gara. Nel momento in cui non se lo dovesse aggiudicare alla prelazione, se rinuncia invece, a quel punto gli viene ripagato di quel che ha speso nei progetti, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è un qualcosa di realmente facilmente replicabile in tantissimi settori e molto interessante. L'unica cosa, ma lo dico, approfitto della presenza della politica, approfitto un po' della presenza di tutti voi, che è un qualcosa che noi abbiamo visto nel caso nostro, dei 2 o 3 project financing che stiamo presentando. L'abbiamo visto anche in altre realtà. Noi abbiamo un'importante startup, o meglio, noi siamo i soci un po' finanziatori, però c'è un'importante startup a Monfalcone che è unica al mondo nella produzione di resine, di barche, quindi totalmente riciclabili, eccetera, eccetera. Tutti i finanziamenti regionali, che tutti i project financing in generale, alla fine della fiera, Trieste Campus ha avuto un po' alle spalle il gruppo Summer, Danieli, Zanuta, però alla fine della fiera, se è una normale SD, siccome ti domandano sempre il coobbligato, allora io faccio una startup, la regione mi dice 35% a fondo perduto. A Monfalcone abbiamo fatto l'investimento, i giovani ragazzi che sono i fondatori, 35% a fondo perduto, voleva dire circa 300.000 euro, tutto ok. Però bisogna dare le garanzie bancarie, bisogna fare quello e quell'altro, ti arriva a babbo morto, a fattura quetanzata, allora certo che uno può accedere, però deve avere un qualcuno che è obbligato a dare garanzie. Di conseguenza, se uno vuole fare da solo, non ce la fa proprio, deve avere alle spalle un gruppo di un certo tipo, e quindi questo è da cambiare. Quindi le banche fanno il loro, ovviamente, devono essere garantite, però bisognerebbe trovare il modo, parlo di Friuli o chi per loro, che in qualche maniera questo rischio che la banca, tra virgolette, va a assumersi, dovrebbe bastare il piano economico finanziario asseverato, no? Se credo nel piano economico è inutile che io domando sempre a papà la garanzia. Quindi tutto questo dovrebbe essere in qualche maniera, siccome questo sistema bancario non la va, ti domandano comunque, a quel punto, nonostante ipoteche, diritto sui profitti 30 anni, comunque ipotecato e comunque il coobbligato. Quindi questo potrebbe essere, questo è uno scoglio, ma non tanto per gruppi di un certo tipo, noi siamo molto più piccoli di Danieli, però per gruppi per qualsiasi operazione che volesse fare veramente un'associazione sportiva dilettantistica oppure comunque una start-up o dei giovani. Grazie. Bene, grazie. Già introdotto anche molti temi in più, siamo
abbiamo anche, oltre project finance, abbiamo sentito anche parlare di cifre piuttosto rilevanti in termini di investimento, quindi io passo prima la parola al dottor Rigotto di Udinese, magari si aspettava Vincenzo, ma per Vincenzo una domanda in più dopo. e chiedo qual è l'esperienza invece di Udinese Calcio e quali sono anche curioso riguardo alla strategicità anche dal punto di vista dell'investimento, anche dal punto di vista del nuovo impianto fotovoltaico che è stato creato poi sulla copertura dello stadio. Prego. Allora, sentendo l'intervento di chi mi ha preceduto e ovviamente facendo grandissimi complimenti per la realtà non solo sportiva ma anche imprenditoriale che il dottor Sammer rappresenta, e lo dico perché effettivamente devo dire che esperienze molto positive anche nell'ambito sportivo, parliamo di vista economico, molte volte sono determinate perché dietro ci sono imprenditori anche di un certo tipo e anche di una certa rilevanza da un punto di vista economico. A questo tavolo, eccezione fatta per Udinese, insomma anche qui la famiglia Pozzo non è propriamente un imprenditore di piccolo calibro, e devo dire a questo tavolo sostanzialmente ci sono 4 imprenditori con una certa importanza, io penso sempre al fatturato, ma insomma ci siamo credo capiti molto perfettamente. Perché devo dire, poi rubo 2 minuti sull'esperienza nostra, ma in realtà parto proprio dalla nostra esperienza. Ieri eravamo al Politecnico di Milano, quindi non era facoltà di economia, quindi non faccio pubblicità negativa in un'altra università, però insomma il Politecnico di Milano è sicuramente considerato il top non solo a livello italiano ma europeo per quanto riguarda ingegneria e architettura. Noi come Udinese siamo patrocinatori di un master di secondo livello sull'impiantistica sportiva, ed è emersa una riflessione molto importante, che è quella che forse in Europa e nello specifico in Italia, forse in questi anni ci siamo un po' confusi le idee, perché cercando di ripercorrere il modello americano, forse per la grande impiantistica ci siamo un po' confusi, perché tentare di riprodurre, qui ho Andrea Marcon che prima di essere presidente del CONI regionale è stato appunto per lungo tempo presidente del baseball italiano, immaginare di fare qualcosa di molto simile a quello che succede in America, probabilmente stiamo sbagliando indirizzo. Infatti io la domanda che sempre faccio nell'ambito della famosa legge sugli stadi, propriamente chiamata legge sugli stadi, che era sull'impiantistica sportiva, quanti in realtà in Italia, ed è del 2013 la norma, hanno applicato tout court e portato fino in fondo quello che era la razza di quella norma, la risposta è molto semplice, è pari a 0. Nessuno in Italia, dopo ben 14 anni di vigenza con anche modifiche, lotti e quant'altri sono intervenuti, di fatto la ratio finale di quella norma che prevede di fare un impianto con un intervento minimale della parte pubblica, un intervento massiccio della parte privata, ma non solo sportiva, anche extrasportiva, quel ragionamento lì di fatto, vi potrei elencare gli stadi che ci sono in Italia per parlare di stadi, ma anche di altre strutture sportive, di fatto di extra sport in questo momento in Italia non c'è nulla. C'è un'esperienza un po' particolare che è il Giglio di Reggio Emilia, ex Giglio di Reggio Emilia, oggi Mapei Stadium, ma ho detto non a caso il Giglio di Reggio Emilia perché nasce così, dove c'è lo stadio e a fianco un centro commerciale, che tra l'altro ha avuto degli alti e bassi, però poi in Italia lo Juventus Stadium, ha lo Juventus Stadium da una parte e un centro commerciale che è stata un'operazione finanziaria di fatto, comunque non particolarmente vicino allo stadio, altri stadi con quelle conformazioni non ce ne sono. Sono partito dicendo questo perché in realtà, e chi mi ha preceduto l'ha detto in modo chiaro, di fatto oggi gli interventi molto significativi che stanno avvenendo nell'impiantistica sportiva sono comunque sotto l'egida pubblica, perché questa è la verità. Quando qualcuno mi parla di project, i project oggi che nascono con un forte contributo dell'amministrazione pubblica.
E questo la dice di gran lunga, perché in realtà, per quello io sono partito in modo negativo, ma continuo a dirlo, forse in questi anni abbiamo un po' sbagliato gli obiettivi e dovremmo un po' ritarare tutto. Si pensava che in realtà con lo sport a molti livelli si potessero fare anche soldi, perché il privato giustamente mette i denari per poi avere un ritorno sugli investimenti, quando in realtà questo ragionamento ormai negli anni lo sta dimostrando, eccezione fatta probabilmente appunto per uno sport in Italia e ad un certo livello che è la Serie A in Italia, dove in realtà si possono fare anche dei ragionamenti economici, ma tutto il resto è qualcosa, e chi mi ha preceduto l'ha detto molto chiaro, ha parlato di socialità, ha parlato di rapporti con l'assessorato, non solo le politiche sportive ma anche le politiche sociali. In realtà lo sport in Italia è qualcosa di abbastanza diverso rispetto a quello di, perdonatemi la brutalità, di fare soldi o di avere ritorni sugli investimenti. Allora, sono forse quindi la ratio che forse andrebbe un attimo ritarata, ma purtroppo l'esperienza di questi, e io lo dico, ecco, questa un po' senza falsa modestia, a Udine è da 20 anni che stiamo ragionando di questo, perché i primi ragionamenti fatti sul nuovo stadio risalgono al 2006-2007 con una nuova amministrazione comunale di Udine, quindi parliamo ormai di quasi 20 anni, quindi un percorso l'abbiamo fatto tutto, siamo riusciti a ristrutturare uno stadio, lì sì con soldi propri, però un progetto di fatto molto piccolo, perché parliamo di un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, con uno stadio di fatto che aveva già alcune cose importanti, banalmente le infrastrutture che stanno attorno a uno stadio, che non sono poco, con alcuni servizi già che c'erano, e quindi mettendoci vicino 30 milioni siamo riusciti a fare uno stadio che tra l'altro sta dando anche soddisfazioni economiche, ma soddisfazioni economiche nell'ambito sempre sportivo, calcistico di Serie A. Quindi in realtà con uno stadio nuovo riesce ad avere più spettatori, riesce a riavvicinare le famiglie, riesce a fare alcuni eventi extra calcistici. Sabato prossimo c'era una bellissima partita di rugby Italia-Australia, per fare un esempio. Abbiamo avuto per 7 volte la nazionale negli ultimi anni, non ultimo un evento molto particolare Italia-Israele di 2 settimane fa, abbiamo avuto una Supercoppa, quindi in realtà tutta una serie di cose le siamo riusciti a fare con uno stadio nuovo, con un investimento, però io continuo a dirlo, voglio o no, in Italia è così, dal punto di vista finanziario, economico, c'è il calcio di un certo livello e poi c'è obiettivamente tutto il resto, perché se no ce la raccontiamo, al di là del fatto che poi, grazie a Dio, in Italia ci sono anche molti altri sport, però sono molti altri sport che nella maggior parte dei casi hanno necessità assoluta dell'intervento pubblico, e l'intervento pubblico, grazie a Dio, sotto un profilo non ragiona sempre in termini di profitto, in termini di vedo il professore, dopo sentiremo il professor Miani, che ringrazio tra l'altro di avermi e di averci invitato come società a questo convegno e a questo insomma dibattito, però in realtà poi quando cominciamo a parlare di ritorno della rata del mutuo, giusto per dirne una, e penso a molte società, forse in qualche modo c'è anche una grossa difficoltà. L'altra cosa che ci tenevo a dire nell'ambito di questo, quindi in poche parole l'esperienza Udine, veramente un minuto, è stata molto semplice sotto un profilo, grande volontà della società da una parte, grande volontà dell'amministrazione comunale dall'altra, c'è entrata un'intesa sui ragionamenti futuri, diritto di superficie, contributo quindi diritto di superficie a 99 anni, per cui l'amministrazione comunale ha messo a disposizione il bene, dall'altra parte la società ha trovato le finanze anche grazie al credito sportivo, che comunque è un punto di riferimento, anche se, la dico qui, il credito sportivo con il pubblico mette anche i soldi a zero come tasso di interesse, con il privato è micidiale, infatti io so, perché insomma quando si ragiona col privato partono le garanzie, i tassi di interesse sono notevolissimi e non sono dei istituti di credito pubblico, quindi in realtà anche lì il credito sportivo, se ragiono col privato, in qualche modo è alla pari di moltissimi istituti di credito.
30 milioni alla fine l'investimento, e lo stadio, oggi Blue Energy Stadium, credo lo conosciate tutti, è una realtà sicuramente non solo nazionale ma internazionale. Quindi sotto questo profilo, tra l'altro poi la rata, per essere poi concreti fino in fondo, riusciamo a pagarla perché appunto sono dei maggiori introiti derivanti da uno stadio nuovo, quindi in realtà prima, giusto per dare un dato su 1000 che potrebbero essere dati, media spettatori reale con il vecchio stadio erano attorno ai 15.000, adesso costantemente siamo sopra i 20.000 spettatori paganti e presenti in una realtà tra l'altro anche con partite considerate di secondo livello, e quindi in realtà questo è sicuramente un elemento di favore molto importante che ha portato il nuovo stadio. Volevo un po' completare quindi il ragionamento su questa parte, poi oggi si parla molto di project e dell'intervento pubblico. Pensate, tra l'altro, parlo di stadi, quelli che oggi sono in ristrutturazione e in costruzione, penso a Firenze, penso a Venezia, adesso non credo siano altri esempi di stadi in qualche modo in questo momento di costruzione, sono soldi pubblici, punto. Quelli privati, Atalanta ha fatto lo stadio, la Juventus ha fatto lo stadio, l'Udinese ha fatto lo stadio, il Frosinone ne ha fatto uno un po' piccolino, e il Sassuolo che c'era già tra l'altro e l'ha messo a posto. Ecco, queste sono realtà private. Oggi quelli che sono in costruzione sarà un caso, ma sono soldi pubblici a tutti gli effetti. La grande preoccupazione sull'impiantistica sportiva, e questo insomma lo dico da un piccolo intenditore di queste problematiche, non è tanto trovare one shot i soldi per farlo, ma il vero tema è che tutte le associazioni sportive dilettantistiche conoscono perfettamente sono i costi di gestione. Prima di tutto lo conoscono le amministrazioni, in particolare comunali, che hanno questo grandissimo problema. Vedo qui di fronte l'assessore che sta annuendo in modo significativo, anch'io sono assessore nel mio piccolo comune della Bassa Friulana. Però è un tema serio, ma dopo diventa un tema serio per le associazioni che devono gestire questi impianti. Quindi in realtà quello poi diventerà il grande tema. La mia grande preoccupazione è quando vedo bene, io sono felice da uomo di sport, che finalmente dopo un po' di anni il pubblico ha capito che lo sport ha una funzione sociale determinante nell'ambito delle nostre famiglie e di tutte le comunità. Bene, si è svegliato e quindi sta rimettendo un po' di soldi. PNR, quanto volete, però i soldi ricominciano a vedersi anche nella parte sportiva. Però dopo rischiamo veramente di fare impianti mega belli, mega funzionali, ma poi ci sono i costi di gestione. Di questo non dobbiamo dimenticarcelo, perché, e questo lo dico alla parte pubblica, cioè la parte pubblica non finirà il suo compito quando ha fatto la palestra, quando ha fatto lo stadio, ma dovrà continuare nella sua funzione quando poi le associazioni sportive ci vanno dentro, devono gestire, e per gestire ci sono molti soldi. Ho ascoltato con interesse, finisco l'intervento, l'analisi che ha fatto il professor Aggiotto, devo solo correggerlo su una percentuale, quando dice che le associazioni sportive in Italia sono il 90% gestite da volontari. Direi che ci sono il 99% di volontari e l'1% di mecenati che aprono costantemente il loro portafoglio. Questa è la realtà sportiva oggi in Italia. Allora, quando penso al volontariato e penso poi che qualcuno deve mettere mano al portafoglio, non tutte le associazioni sono fortunate ad avere il mecenate che apre il portafoglio e mette i soldi nella realtà. Gestire impianti sportivi, che tra l'altro costano molto, avrà un risvolto davvero importante, e questa secondo me è la riflessione che dobbiamo fare fin da subito affinché poi le nostre realtà sportive possano continuare nella loro funzione fondamentale, che è quella di fare sport per le famiglie delle nostre comunità. Bene, grazie. Ultimo nel tavolo, non per importanza. Allora, chiedo a Vincenzo Zanotta, che è qui come presidente di Cernis Muzzane, con una società sportiva più piccola, quindi rispetto all'Udinese Calcio di Serie D, se può anche lei, diciamo, dire qualcosa dal punto di vista anche degli investimenti, dal punto di vista sportivo, perché c'è qualcosa, essendo lo stesso paese, qualcosina, è giunta voce su qualche nuova prospettiva di investimento. E poi seconda domanda, quest'anno siamo secondi, c'è qualche probabilità di salire ulteriormente?
Bene. Grazie intanto per l'invito a questo convegno. Mi sento di rappresentare il maggior numero di società che erano presenti in quell'elenco. Tant'è che associazioni sportive dilettantistiche nel calcio penso che sia il 60-70% di quei numeri che erano là. E oltre a rappresentare il maggior numero di numeri, ho vissuto dalla terza categoria, quindi dalla base alla Serie D, sulla mia pelle tutte le problematiche che vivono le società. E partendo dall'assioma, siamo partiti come una società nel 2003 di volontari, dove mi hanno coinvolto in un progetto quasi amatoriale di terza categoria, dove il bilancio, ricordo che non superava i 30.000 euro, ed era il costo quasi più di struttura, era la preoccupazione della bolletta elettrica dell'impianto, cercare di trovare una quadra nei costi di gestione di 2 strutture sportive. Ricordo che il bilancio veniva coperto per 2/3 da contributi comunali, 10.000 nel comune di Carlino, 10.000 nel comune di Muzzana, e sostanzialmente 1/3 veniva coperto con un po' di entrate, un po' di quote dei giovani e via dicendo. Siamo partiti con una squadra di pulcini, quindi 15 bambini, una squadra di amatori in terza categoria, altri 20 atleti, e tutto si riassumeva in questo. Il mio bilancio, quando parlo di ricavi parlo anche di costi, perché prima definisco cosa posso spendere e dopo lo spendo. Non utilizzo banche, quindi dal mio punto di vista, che è un ragionamento che ritengo corretto tutt'oggi per la gestione delle società sportive, dove bisogna mettersi i paletti su quello che si può spendere in base a quello che sono le risorse disponibili. In quegli anni lì, e penso che di rappresentare un po' tutte le categorie, terza, seconda, prima, anche promozione e eccellenza, il volontariato predominava, cioè c'era molto di volontariato a tutti i livelli, c'era qualche rimborso spese a livello degli allenatori, in terza categoria forse neanche quello, ed era difficile pensare di applicare quelle normative che oggi si pretende di applicare a una società di quelle dimensioni lì. Oggi pensiamo che una società che gestisce 10, 15, 20.000 euro deve pensare ai cedolini per gli atleti, per gli allenatori, per qualsiasi spettanza che magari devi dare un compenso, devi pensare di gestirlo quasi come un dipendente. Oggi io ritengo che sia quasi impossibile la gestione a livello di volontariato delle normative che si vuole applicare questo. E quindi già il volontario non c'è. Se gli addossi anche queste incombenze, probabilmente finiamo di distruggere questo comparto che dovremmo agevolare. Dovremmo cercare di normare in maniera veramente libera per poter permettere a queste società di base di esistere, perché se noi non abbiamo la base fa fatica a esistere anche l'Udinese. Tutte le case vengono costruite dalle fondamenta per salire sopra, e quindi abbiamo bisogno di queste persone che col volontariato portano avanti l'Italia. Il valore del volontariato è le ore che la gente dispone, ma non puoi chiedere a queste persone di andare oltre quello che è la base del volontariato. Quindi oggi il vero tema è: il volontariato è causa sua che non c'è più nessun volontariato, o stiamo facendo di tutti per finirlo di metterlo sotto, visto che dopodomani sono i morti, sotto una lapide. Questo era la prima parte del mio percorso, dove ho vissuto in un progresso di norme che si sono evolute nel tempo, dove all'inizio era abbastanza easy, dopo è andato crescendo, è andato a complicarsi, ad essere una società a tutti i livelli che deve essere gestita come una società con fini di lucro. E bisogna ricordarlo questo, un altro bel particolare: le ASD nell'oggetto sociale sono società senza fini di lucro. Cosa vuol dire? Che il capitale netto, insegnate voi professori di economia, si forma solo versando.
perché non ci sono avanzi di solito, se va male ci sono perdite, non ci sono avanzi. Quindi pensare di dare garanzie a una società senza patrimonio è aria fritta. Dall'altro lato abbiamo il discorso che per fare le strutture senza patrimonio, sì, anche un project financing che prevede un 49 o un 51 e viceversa, il campo di Carlino, a cui dopo arrivo nella cosa, ho discusso più volte col presidente Federica perché voleva che facessi un project, ma il project prevede un'iniziativa privata che porta a un introito di lucro per sostenere quel quid che mette l'imprenditore. Qua, in queste città di volontari non esiste un introito che ti permetta di fare un project financing su una struttura come viviamo noi oggi il calcio e tutti gli altri sport. Ecco quindi che nei dibattimenti ho cercato di spiegare più volte, sono stato compreso, sono stato finanziato a livello pubblico, dopo arrivo a quello. L'evolversi della mia società, un po' la conoscete a livello calcistico, dai 15 bambini, adesso abbiamo 300 bambini nel vivaio, abbiamo professionalizzato tutto il settore giovanile, siamo arrivati in Serie D, la squadra soggiorna abbastanza in alto da un paio di stagioni e ci sono prospettive a cui rispondo dopo alla parte finale, per scaramanzia rispondo, che si possa fare ancora meglio. Oggi il bilancio della società Cerri Mozzana è 1,5 milioni, quindi da 30.000 a 1,5 milioni di euro. Il caro amico Alberto ha sottolineato il 99% del volontario e il MONA, scusate il termine, che si chiama mecenate per italiano, però alla M sempre davanti. Nella morale questa società è sostenuta per 1 milione dalla mia società per 500.000 di luce propria. Luce propria che entrate allo stadio, un po' di attività ludiche, un po' di attività correlate, quote dei bambini, che è un altro tema. Il calcio è lo sport di tutti, se chiedi più di 300 euro di quota si cappotano per dietro, 300 all'anno, quindi 30 euro al mese, a noi un bambino costa 1.100 all'anno per dare un minimo di professionalità. Oggi se facciamo allenamento col postino forse riusciamo a stare a 500 euro, se diamo un po' di staff tecnico 1.100 costa un bambino, però chiediamo 300 euro di quota, quindi alla fine qualcuno non escono dal cammino e quindi qualcosa bisogna aggiungere anche in questo mondo. Chiudo la parentesi. Tutto questo porta al fattore che questa società, come tutte le altre presenti del territorio, non riescono a finanziare strutture, investimenti in struttura. Noi abbiamo fatto questo discorso con il presidente Federica, con l'assessore Zilli, per riuscire a quadrare i numeri e siamo stati compresi un po' per il percorso annuale che abbiamo avuto e abbiamo dimostrato serietà di rappresentare il territorio, di portare crescita nel territorio, di portare professionalizzazione. E ci hanno finanziato con una cifra importante in 2 lotti, uno da 2 milioni e 2, uno da 6 milioni e 4, hanno finanziato il comune di Carlino con soldi pubblici che arrivano dalla regione. Il comune di Carlino li sta mettendo a terra con non poche difficoltà burocratiche per realizzare il nuovo stadio che andremo prossimamente ad appaltare. Il primo appalto è stato gestito dal comune di Carlino, 2 milioni e 2 che dovrebbe partire a giorni, il secondo appalto 6 milioni e 4 è stato restituito alla regione perché lo gestisca lei, perché la dimensione per gli uffici tecnici di un comune piccolo come Carlino era troppo impegnativa, quindi lo gestirà un ufficio della regione per la gestione di questi fondi importanti per realizzare questo nuovo stadio, questa nuova casa del Challenge Mozzana nel più breve tempo possibile. Noi siamo già a giocare esternamente sperando che parta, la nostra era più una speranza di invitare alla partenza che una concreta partenza dell'opera, che è un altro bel tema da discutere, perché ciò che noi pensiamo oggi viene realizzato fra 3 anni nel pubblico, mediamente, quindi è un altro tema che sì, facciamo tempo a passare la voglia
perché le realizzazioni sono talmente dilatate nel tempo che non si riesce mai a trovare la quadra di quello che è stato. Questo è un po' il bilancio di un'associazione sportiva da quando era lì a quando era là, e comunque la parte immobiliare non c'è né prima né dopo. Chiudo con la domanda calcistica. Quest'anno per la prima volta siamo secondi in classifica da un periodo abbastanza lungo. Dopodomani incontriamo il Treviso Calcio a Treviso, una società che potrebbe stare in Serie A con l'Udinese, 100.000 abitanti, uno stadio importante, un po' scassato ma abbastanza importante, e avremo 3.000 tifosi. Io sorridendo ho detto arriviamo con 2 corriere, quindi 3.000 a 100 ci faremo valere lo stesso e speriamo di portare a casa la pelle. Non dico altro perché porta sfiga. Purtroppo il tempo è tiranno e sono costretto di chiudere questa tavola rotonda. Vi ringrazio tutti e vi faccio i complimenti per gli interventi, sono stati veramente molto belli, molto interessanti. Grazie. Allora chiamo alla tavola rotonda Finanza e Gestione Corrente l'avvocato Andrea Canzian, esperto in diritto sportivo, associazionismo e terzo settore, Francesco Comuzzo, direttore tecnico di Danieli Sporting Club, Alessandro Nutta, presidente Associazione Sportiva Udinese, Fabrizio Ricci, presidente Sci Club Pordenone, Michele Sessolo, presidente dell'Associazione dei direttori commercialisti del Triveneto, e in qualità di moderatore il collega professor Federico Beltrame, associato di finanza aziendale all'Università di Udine. Buona discussione. Grazie professor Raggiotto. Questioni economiche, questioni giuridiche, questioni gestionali organizzative, anche per questa tavola rotonda che ha oggetto il finanziamento del circolante. Appunto abbiamo visto qualche anticipo nella tavola rotonda precedente. Io suddividerei le questioni tra questioni giuridiche, partendo dalle questioni giuridiche, se siete d'accordo, per poi andare sulle questioni più economiche e gestionali, diciamo. Quindi io farei intervenire per primo l'avvocato Andrea Canzian, esperto di diritto sportivo, e in particolare approfitto per dire anche agli altri ospiti che faremo un primo giro di circa 5 minuti, per poi magari, se abbiamo tempo, dopo fare delle battute conclusive sulle questioni. E in particolare, partendo dalle questioni giuridiche, anticipato nella precedente tavola rotonda, è stato un tema anche quello, la responsabilità personale degli amministratori, soprattutto dal punto di vista dell'associazionismo, se l'avvocato Andrea Canzian vuole introdurre con questo importante tema, diciamo. Grazie a tutti, grazie dell'invito, agli organizzatori, il Comune di Pordenone e l'Università di Udine, nelle figure dei professori Miani e Raggiotto, e per me personalmente anche per il Circolo della Stampa che mi ha coinvolto per questa iniziativa. Dovuti i ringraziamenti, giusto un cappello introduttivo. Il decreto legislativo, poi trasformato in legge 36 del 2021, poi 38 e 39, ha di fatto istituzionalizzato per le associazioni sportive dilettantistiche un rapporto di lavoro completo. Cioè voi diventate datori di lavoro a tutti gli effetti, sia per quanto riguarda gli allenatori, molto spesso anche, soprattutto nel calcio, ma neanche nelle realtà sportive. Poi noi qua siamo a Pordenone, non abbiamo la fortuna di avere i grossi imprenditori che avete visto prima, che hanno capacità economiche e anche organizzative in termini tecnici per creare il project financing e tutte queste strutture qua. Le realtà sportive di Pordenone e comunque la gran parte delle associazioni sportive dilettantistiche hanno veramente il presidente che è chiamato quasi a caso, che dopo la maggior parte, io me li ritrovo spesso facendo commissione verifica poteri in FIGC, sono le stesse facce da 30 anni. Gli stessi presidenti che la gestivano con gli amatori insieme, volontariato, combiniamo, facciamo la cena in chiosco e recuperiamo 2 soldi. Purtroppo dal punto di vista mentale non è cambiata molto la
capacità di relazionare. Nel frattempo, dal punto di vista legislativo, il mondo è completamente cambiato. Noi abbiamo i rapporti di lavoro diretto e quello è il minimo, perché al di là del commercialista, del consulente del lavoro che ci deve fare le buste paga, perché consideriamo anche quello, abbiamo il problema, ad esempio, delle responsabilità della legge 81. Tu sei datore di lavoro, la sicurezza negli ambienti di lavoro, a chi compete? Ma il comune mi ha messo a disposizione una struttura, ok, è a norma? Cioè il piano di sicurezza c'è? È tutto a posto? Allora nei comuni più grandi probabilmente sì, so che Pordenone da questo punto di vista sta lavorando, si è già attrezzata, si sta muovendo, ma nei comuni piccoli molto spesso noi abbiamo strutture sportive che non hanno tutte le caratteristiche precise per garantire l'81 e chi risponde? Presidente, la 231 è sempre una normativa che si applica in capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro chi è? Il Presidente. Ritorniamo sempre lì. Allora, alcuni elementi con coperture assicurative, anche le federazioni e gli enti di promozione sportiva hanno delle buone coperture in termini di responsabilità civile terzi e cose di questo genere. Alcuni passaggi sono, per usare un termine tecnico, visto che parliamo di sport, sono imparabili. Cioè, gli elementi penali rischiano di essere imparabili per quello che è il Presidente. Allora, voi capite che noi cominciamo a ragionare in una maniera un po' particolare, dobbiamo fare dei ragionamenti di alto livello come sono stati fatti prima, dobbiamo anche riconsiderare quella che è l'attività delle realtà sportive, associazioni sportive dilettantistiche, per cui la necessità di una programmazione di carattere finanziario diventa essenziale, cioè noi dobbiamo capire prima non solo quelle che sono le problematiche puramente sportive, quanti allenatori devo prendere, quanti ragazzi ho, devo cominciare a pagare il commercialista, devo pagare il consulente del lavoro, quindi un esame dal punto di vista finanziario diventa fondamentale, perché altrimenti chi paga, le ASD risponde in primis, e raccolgo l'indicazione che è stata data dal professore, chi ne paga per primo? Il Presidente, che è il legale rappresentante, risponde con tutti i beni personali, più delle volte. Ci si gioca ogni tanto a allargare la platea dei potenziali debitori, coinvolgendo, che so, i componenti del Consiglio, perché se quella delibera di spesa per comprare le divise nuove è stata fatta e portata in Consiglio, è stata approvata, si può ritenere, e non viene pagata perché i soldi non ci sono, si può ritenere di applicarla anche agli altri componenti del Consiglio, oppure caso di scuola, si presenta un dirigente in via autonoma a comprare le divise e in qualche maniera ne risponde lui, ma stiamo sempre parlando di responsabilità personale diretta. Chi ha contratto l'obbligazione? Chi ha contratto l'obbligazione la paga, purtroppo. Chi fa il contratto di lavoro con l'allenatore e dopo lo manda via a metà stagione perché non gli va bene e fa un altro contratto di lavoro con un altro allenatore ne deve pagare due. Allora, in una realtà sportiva dilettantistica, voi capite che la Juventus ha cambiato allenatore adesso, ci ha messo 3 milioni di euro, ma non credo che abbia cambiato il bilancio, tanto sono a debito, gli cambia poco, ma la famiglia Elkan copre, Agnelli. Per la società sportiva dilettantistica aggiungere 10-12 mila euro per per due allenatori rischia di spostare completamente i numeri di bilancio. Sì, il dottor Venuta prima ha detto, il primo anno io pagavo 30.000 euro, facevo tutta la gestione. Lui è cresciuto, le realtà nostre stanno ancora su quelle cifre lì, nostre dico, parlo per Pordenone fondamentalmente, e quindi noi ragioniamo, se devo pagare due allenatori che mi chiedono 10.000 euro l'uno e ho fatto il budget a 30.000, sono già fuori del 25% in capo a un anno solo per aver cambiato un allenatore, per la squadra non andava bene. Allora voi capite che da un lato diventa fondamentale fare questo tipo di ragionamento, poi è vero che la normativa di riferimento, la 36, 38 e 39 che ho citato prima del 2021, ha complicato notevolmente le problematiche delle associazioni sportive dilettantistiche. Non vi dico anche figure aggiunte come l'officer safeguarding e cose di questo genere, perché ce n'è finché si vuole. Un piccolo aiuto è arrivato
Segnatamente, e lo prendo da qua, l'articolo 14 del decreto legislativo 39, poi trasformato in legge, ha notevolmente semplificato la possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Allora, associazione sportiva dilettantistica, debiti, chi paga? Presidente. Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta, chi paga? La società col capitale sociale. Fino a qualche anno fa, per ottenerla bisognava fare un'istanza precisa, era una politica un po' complessa, era un'attività che veniva fatta con domanda al presidente della regione, il segretario generale faceva le verifiche tecniche. Fortunatamente con l'articolo 14 diventa tutto molto più semplice, perché si può demandare questa attività direttamente a un notaio di fiducia, che predisporrà lo statuto, il più delle volte glielo si prepara prima, partendo da quello che noi abbiamo già, aggiungiamo gli elementi, facciamo le correzioni. Deve essere presente il notaio, il quale ha anche un'altra funzione che diventa fondamentale, che è quella di di verificare il capitale sociale sufficiente per ottenere la personalità giuridica. Fortunatamente viene equiparata a una SRL di base, quindi il capitale sociale indicato è in 10.000 euro. Allora 10.000 euro, voi capite, può diventare una cifra, soprattutto se sgrava quelle che sono le responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione, per cui un pensierino ce lo farei, anche se poi devo pagare il notaio perché mi venga, ma magari qualche notaio più sensibile alle problematiche di carattere sportivo lo troviamo, che ci viene incontro. Alle imposte c'è anche un'agevolazione nelle imposte di registro, che comunque stiamo parlando di 200 euro, non sono, vero Michele, non sono cifre importanti. È chiaro che poi quando facciamo delle modifiche statutarie deve essere sempre poi presente il notaio, perché se noi parliamo col notaio, il notaio ce lo dobbiamo portare dietro a vita all'interno della società. Però cercheremo di costituire uno statuto, ad esempio, in cui non indichiamo la via in cui vi è la sede sociale all'interno dello statuto, magari teniamo solo il comune, perché se poi lo sposto dalla casa del segretario alla casa dell'altro presidente rischio di dover fare una modifica statutaria e richiamare il notaio. Allora delle piccole accortezze da questo punto di vista ci vogliono, ma non stiamo parlando di cose particolari. Quindi come parametro di ragionamento, anche dal mio modo di vedere, io, se fossi il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica delle realtà nostre, ci penserei. È chiaro che anche la verifica di 10.000 euro, perché poi il capitale sociale deve rimanere, va ripristinato se si estingue. Io non posso mettere il pulmino come capitale sociale, perché un bene come il pulmino della società per sua natura deperisce. Con i chilometri poi che fanno già non si compra nuovo, figurarsi. Però se io riesco a fare un ragionamento in cui tengo fisso, potrei aver bisogno anche, e potrebbe essere utile, di una garanzia di carattere, che so, bancario, che mi tenga in qualche maniera, o che mi garantisca delle piccole fiduzioni attraverso le banche che mi consentono di avere una piccola copertura in questo senso, che rimane nel tempo, se ragioniamo in termini di fiduzione. Purtroppo le banche si fidano o non si fidano della dichiarazione che mi fa il notaio, soprattutto perché poi sappiamo tutti come viene fatto il bilancio a fine anno, si copre, c'è, non c'è, siamo andati a verificare. Degli elementi di certezza devono rimanere per avere anche la sicurezza di avere una piccola copertura. Io un ragionamento di questo tipo invito caldamente le associazioni sportive dilettantistiche che conosco, per le realtà non di alto livello che abbiamo visto fino adesso. Io un ragionamento lo farei, butto lì, pensateci. Se ci fosse un passaggio in più di qualcuno che mi mette qualche altra garanzia che non serva per fare i bellissimi impianti che stanno facendo a Trieste, per cui veramente mi complimento, perché ho scoperto una realtà eccezionale, però avete anche la fortuna di avere una città dietro, sa, nel piccolo paesino in provincia di Carnia diventa più difficile, o anche qua da noi. E quindi così. Io avrei finito, non volevo dilungarmi oltre, rimango a disposizione se poi ci sono altre domande. Grazie. Grazie per l'intervento. Sicuramente l'intervento puntuale ci suggerisce
quanto siano poi importanti gli aspetti organizzativi e quindi gli aspetti che hanno a che fare anche a livello in generale dell'associazionismo a tutto tondo, e che va verso un'organizzazione sempre più puntuale, sempre più importante, che deve accompagnare naturalmente l'attività. A questo proposito io passerei la parola a Michele Sessolo, perché dottore commercialista, presidente dell'associazione dottore commercialisti Triveneto, proprio se ci fa un po' una panoramica di quanto siano importanti gli aspetti organizzativi anche a livello corrente nei rapporti con le banche, quindi andando magari anche a capire come l'interlocutore ci vede da questo punto di vista. Buonasera a tutti e ringrazio ovviamente per l'invito, anche perché parlare di finanza e sport, se devo dire la verità, è già un qualcosa di enorme e fa crescere il sistema, soprattutto in ambito di sport dilettantistico, perché voglio dire, i grandi esempi che abbiamo avuto prima, la finanza la trattano tutti i giorni, le piccole realtà di finanza forse tante volte non sanno neanche che esista, e tuttavia esiste in tutte le forme di organizzazione economica, quindi figuriamoci anche in quelle piccole. Allora, devo dire una cosa, quando ho iniziato io l'attività, è vero, la normativa era, stiamo parlando degli anni 90, la normativa era veramente civilistica, non ce n'era. C'erano due articoli, un articolo del codice civile e che riguardava quello che ha detto soprattutto l'avvocato Canziano, tutto il resto veniva lasciato nel dimenticatoio, anzi non ce n'era proprio. Esisteva solo la normativa fiscale, tutto si concentrava, tutta l'attività dell'associazione extrasportiva si concentrava su devo stare tranquillo con il fisco. Ed era uscita una meravigliosa legge, la legge 398 del 91, che in qualche modo aveva accontentato sia una parte, sia lo Stato, sia le associazioni sportive, per venire incontro a un duplice interesse. Con il passare del tempo, soprattutto negli ultimi 10 anni, un po' per l'abuso che se ne è fatto di queste normative, un po' per altri motivi, diciamo che lo Stato ci è centrato un attimino di più con la normativa, soprattutto quella fiscale, e gli obblighi in capo alle associazioni sono notevolmente aumentate. Sono notevolmente aumentate soprattutto con la riforma fiscale del 2021, con quei 5 decreti legislativi, uno dei quali ha fatto riferimento l'avvocato Canziani in materia di personalità giuridica, che comunque hanno fatto cambiare un po' l'organizzazione e la capacità di mettere in piedi un'associazione sportiva. In un certo modo, molto probabilmente, anche questo un po' contribuirà, io spero non a eliminare le associazioni sportive, ma più che altro a fare in modo che ci siano delle associazioni sportive che si fondano insieme per poter insieme portare avanti determinati progetti, ma sicuramente è un'organizzazione nettamente più gravosa rispetto ad anni prima. Con riferimento alla parte finanziaria, è ovvio che, come diceva il presidente del Charles Munzane prima, si andava avanti per arrivare a fine anno, no? Tanto prima in qualche modo si arrivava. Non è proprio così, nel senso che al giorno d'oggi non si può ragionare in questi termini, e riuscire a fare una pianificazione finanziaria con degli obiettivi, però, perché bisogna pianificare in base agli obiettivi che si vuole raggiungere, e gli obiettivi che si vogliono raggiungere si ottengono sicuramente se si hanno risorse finanziarie a disposizione per poterle raggiungere. Ora, nessuno vuole diventare realtà importanti se i mezzi finanziari non ce li hanno, ma ci sono assolutamente delle cose su cui non si può trascendere. Quindi una normalissima associazione sportiva dilettantistica sa che per forza di cose, per portare avanti esclusivamente la sua parte, diciamo, sportiva, ha necessità, sì è vero, delle quote sportive, delle quote dei propri soci, delle quote dei propri tesserati, e fin qua potrebbe anche bastare se questo venisse unito anche a qualche contributo pubblico che di solito vengono dati a cascata da parte degli enti pubblici, soprattutto dei comuni. Il problema si ha quando si incomincia a avere la parte agonistica, è la parte agonistica che tendenzialmente spariglia le carte, perché l'organizzazione delle squadre, l'organizzazione dei settori giovanili, l'organizzazione anche degli istruttori, le trasferte portano sicuramente un'associazione ad avere delle spese notevolmente superiori a quelle che possono essere coperte con le mere quote di iscrizione al corso, gli abbonamenti mensili, gli abbonamenti trimestrali. In quel momento, allora, e lascio fuori, anche perché è stato ampiamente detto prima, tutto il discorso del
del sostenimento delle spese per l'impianto sportivo, che è una voce, come diceva il dottor Rigotto prima, estremamente importante. Qua ci sono delle realtà che gestiscono impianti sportivi e si diceva benissimo, hai fatto l'impianto sportivo, ma tante volte non ci si rende conto che per gestire quell'impianto sportivo ci sono delle spese di gestione assolutamente abnormi, che in un primo momento sembra di dire bon dai ce la facciamo, dopo arriva a un certo punto che arriva una mazzata completa e l'ente pubblico tante volte non percepisce questa dialettica. Comunque, come dicevo prima, è fondamentale nell'ambito dell'organizzazione agonistica cercare di portare a casa delle risorse. Ora, entrano in gioco gli sponsor, ok? Quindi il ricorso finanziario che si fa all'esterno dell'associazione è il ricorso agli sponsor. Anche lì, capacità commerciale da parte del presidente, capacità commerciale da parte dei consiglieri dell'associazione, chi più riesce più ottiene. Adesso diciamoci in termini chiari, è una sorta di mecenatismo anche quella, perché non esiste un ritorno economico sportivo, economico di uno sponsor in un'associazione, quindi è un aiuto che purtroppo però questo aiuto sfocia tante volte in un aiuto abnorme, nel senso che sapete i fenomeni di elusione fiscale che portano a fare fatture con dei rapporti 1-3, 1-4 che hanno rovinato molte associazioni sportive. Quindi quello però è un tipo di finanza. Dopo lasciamo stare la finanza che viene reperita attraverso i punti ristoro, il merchandising, che sono poca cosa. L'altro aspetto fondamentale sono i contributi pubblici. È inutile che ci giriamo tanto attorno. Il contributo pubblico non tanto per le spese di gestione ordinaria, ma per le spese di progetto. Se si vuole fare qualcosa di in più c'è bisogno del contributo pubblico. Ma anche qui c'è un problema. C'è un problema di fondo, che il contributo pubblico, per fortuna c'è, e in Friuli c'è, ce ne sono tanti. È partito ieri tutto il contributo degli impianti natatori, ben vengano, c'è lo sport bonus, ce ne sono tanti di contributi pubblici, ma tante volte c'è un problema di finanza immediata, nel senso che il contributo pubblico te lo danno, ma te lo danno solamente a rendicontazione. Quindi se tu non hai la finanza pubblica, la finanza iniziale per partire col progetto, hai il mecenate che mette lì i soldi, oppure tu non parti. E quindi questo potrebbe essere sicuramente un aspetto che la politica dovrebbe fare qualcosa, perché insomma tante piccole realtà hanno questo problema. Banche. Con il rapporto banche, anche qui il problema di fondo qual è? Che le associazioni, per fortuna io dico, non hanno l'obbligo di avere una contabilità ordinaria che hanno tutte le aziende, ma proprio per il fatto che dietro la loro organizzazione non ci sono dei professionisti, non ci sono degli addetti contabili che fanno la contabilità ordinaria. Quindi, avendo un bilancio entrate e uscite, io vado in banca con bilancio entrate e uscite, quello della banca mi guarda e mi dice, ciao, quello della porta, puoi tornartene via. A meno che tu non abbia il presidente e il consigliere che mi mettono 2 firme, io ti do tutti i soldi che vuoi. Quindi torniamo al discorso di prima, tante volte manca la finanza all'inizio per poter gestire un qualcosa che poi potrebbe essere tranquillamente rendicontato in un momento futuro, o perché ci sono i contributi pubblici, soprattutto nel momento in cui vengono deliberati, insomma c'è una delibera dell'ente pubblico che ci dà il contributo, quindi una forma di garanzia pubblica c'è. Altrimenti ci sono grossi impedimenti. L'altro aspetto potrebbe essere quello di andare in banca con le fatture, con i crediti degli sponsor, se lo sponsor tante volte paga dopo rispetto al momento in cui viene fatto il contratto. Insomma, ci sono dei momenti, c'è bisogno di qualcosa che interrompa questo sfasamento temporale tra il fabbisogno finanziario immediato e il rimborso di quel fabbisogno. Ecco. Grazie. Grazie mille, grazie. Allora questo sicuramente Assist ci dà modo di chiedere anche ai nostri ospiti, in particolare a Francesco Comuzzo e Alessandro Nutta, qual è nella vostra realtà l'impatto dei fabbisogni correnti, effettivamente se li sentite come fabbisogni importanti dal punto di vista delle vostre realtà, e pensare un po' delle forme di copertura, un po' come ci aveva anticipato anche il dottor Michele Sessolo. Io partirei da Francesco Comuzzo, se appunto da questo
per quanto riguarda questi aspetti, li sentite come questioni fondamentali e anche dal punto di vista della copertura di questi fabbisogni finanziari. Bene, buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie al professor Miani dell'invito, di questo interessantissimo convegno. Sono onesto, è il primo convegno in cui partecipo dal punto di vista di questo tema, ne ho fatti tanti dal punto di vista tecnico-sportivo. Sono entusiasta perché mi avete chiesto di portare l'esperienza del Danieli Sporting Club come direzione sportiva, tecnica sportiva. Essendo sportivo vado diretto al punto. Noi siamo veramente un'associazione anomala, usiamo questo termine. Siamo un'associazione nata, come ha detto prima il presidente Franco Paolo, nata dalla volontà di un'azienda grossa, che è la Danieli. Io da quando sono entrato ho sempre in mente bene il punto preciso, cioè promuovere l'attività sportiva, ricreativa per il benessere del dipendente e i loro familiari. È chiaro che è diverso da tutto quello che le esperienze che abbiamo ascoltato fino adesso, che come priorità principale è il risultato sportivo. A noi il risultato sportivo non è in secondo piano ma è in terzo piano, quindi non è quello l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è quello di promuovere, e me lo sono sempre posto come priorità ogni anno in cui io presento al consiglio direttivo, al presidente e poi dopo all'azienda stessa qual è il programma dell'anno successivo. E questo va un po' contro quello che è stato detto fino adesso, cioè nel senso che noi, tutte le attività che io propongo, è in base a quello che mi viene dato dall'azienda. Io programmo, pianifico, ovviamente con tutte le spese, assieme al consiglio direttivo, assieme al presidente, un budget che poi proponiamo all'azienda e questo ci danno. E da quello io vado e no, presidente, e facciamo quello che riusciamo a fare. Giusto per dirvi dei numeri, l'anno scorso abbiamo chiuso con 1000 soci, che per un'azienda sportiva, un'associazione sportiva, da quest'anno polisportiva a tutti gli effetti, per una grande azienda sono numeri notevoli. Noi proponiamo nel panorama tecnico sportivo 24 discipline diverse. Abbiamo delle squadre aziendali, abbiamo una palestra in cui gestiamo gli orari post lavoro, in cui proponiamo diverse attività sportive, ludico-motorie, ricreative, anche il ballo per esempio, e alle attività outdoor, il trekking, il corso di sci. Peccato che non c'è il presidente, è un peccato, ma comunque io credo molto anche nella promozione e nella cultura delle attività sportive. Questo proprio per ritornare al discorso che si faceva prima nella tavola rotonda precedente, cioè nella cultura sportiva. Io credo molto nella cultura sportiva e grazie alla fortuna che ho per lavorare in questa grande azienda è quella di promuovere le attività sportive, vogliamo chiamarlo tramite welfare aziendale, ai dipendenti e ai loro familiari. Vi faccio degli esempi molto semplici. Grazie a queste attività che noi proponiamo, torno a dire senza basare il risultato sportivo, però abbiamo fatto conoscere a diversi dipendenti, ma soprattutto ai figli dipendenti, delle discipline sportive che per un motivo o per un altro fino a quel momento non avevano avuto il modo o l'opportunità di conoscere. E il grande risultato non è vincere un campionato, ma il grande risultato è stato proprio il feedback che abbiamo avuto da parte di diversi dipendenti e da parte dei genitori di questi figli che hanno fatto i corsi con noi, che hanno conosciuto queste realtà e da lì hanno poi fatto l'attività con le associazioni sportive. Quindi noi siamo, mi verrebbe da dire, una sorta di calderone in cui noi proponiamo, facciamo conoscere tantissime realtà, tantissime sport, e poi grazie a quello diamo l'opportunità dei vari contatti e da lì possono nascere diverse collaborazioni e diverse attività. Dal punto di vista budget, perché guarda, questo è il concetto di oggi, noi siamo, ripeto, un po' anomali, cioè noi, almeno io come direttore, ma tutto il consiglio, decidiamo a priori quello che noi ipotizziamo di spendere nell'anno
e da lì poi vengono fatte le scelte dell'azienda. L'azienda ovviamente ci dà l'ok, perché ovviamente sono i soldi dell'azienda, e da lì dopo io pianifico tutto nell'anno come programmazione, come costi, perché ovviamente la riforma dello sport ci ha portato a inserire costi che prima non c'erano, a gestire determinati contratti che prima non si facevano, e comunque siamo noi tutto normalizzato, e soprattutto con tutti i nostri istruttori che abbiamo. E cosa da aggiungere? Per ora niente, ma insomma, comunque torno a dire, siamo un po' diversi dalle associazioni sportive. Ringrazio veramente di cuore per l'invito, perché considero l'opportunità di far capire che lo sport, per arrivare ovviamente a certi livelli come è stato prima descritto, parte da una cultura sportiva, da una diffusione a 360 gradi, e soprattutto far conoscere tantissime realtà che magari basta poco, e ci sono tantissime realtà sportive da conoscere, come per esempio la pallanuoto, che non ho mai avuto modo di farla, anche da laureato in scienze motorie, ma sicuramente è uno sport che mi piacerebbe andare a vederla, e quindi nella cittadella che per a vederla. Grazie dell'intervento. Ottimo, anche questo intervento interessante ci dà l'assist per poter parlare di pianificazione finanziaria, per poter fare un po' il punto anche nell'esperienza di Alessandro Nutta come Presidente Associazione Sportiva Udinese, quindi interessante magari avere anche il suo punto di vista. Sì, buonasera a tutti, anch'io ringrazio chi ha organizzato questo incontro, perché sono aspetti molto interessanti e poi ormai quasi nuovi, no? Per il mondo dello sport. Io porto la nostra semplice esperienza, la nostra è un'associazione sportiva come tutte quelle che abbiamo visto, no, non come tutte, ma comunque è un'associazione sportiva senza fini di lucro, che però ha dovuto, per una serie di situazioni, ha dovuto anticipare quella che è stata la riforma dello sport. Perché nel 2012 il Comune di Udine ci ha dato in gestione un impianto di 3.500 metri quadri, dove un impianto preposto ad attività per quelli che si chiamano sport minori. L'Associazione Sportiva Udinese in Associazione Sportiva Udinese si pratica ginnastica artistica, ginnastica ritmica e scherma, quindi diciamo una nicchia abbastanza poco numerosa nel mondo sportivo, soprattutto per quello che è l'attività agonistica. E qui oggi si parla di finanza e sport, quindi io mi fermerei su questo argomento. Noi, quando abbiamo cominciato a gestire questo impianto, ci siamo trovati a dover gestire tutte le problematiche di cui voi avete ascoltato diversi argomenti. Non vi nego che l'intervento dell'esperto di diritto mi ha convinto di dimettermi fra 2 o 3 giorni, perché se dovessi pensare effettivamente a tutte le responsabilità che noi dirigenti abbiamo in questo momento, sarebbe meglio non pensarci, infatti non ci pensiamo più. Però quello che è stato i principi base sui quali siamo partiti nella nuova gestione, un nuovo tipo di gestione di impiantistica e dell'attività, sono stati fondamentalmente, essendo noi chi faceva parte del Consiglio e il Presidente del tempo, del 2012, e poi io che gli sono succeduto e tutti i consiglieri che si sono succeduti, siamo partiti da alcuni assunti, cioè non avevamo un mecenate alle spalle, ok? Quindi è una situazione diametralmente opposta a quella esposta da chi mi ha preceduto, no? Quindi noi siamo partiti da alcuni assunti che erano sostenibilità economica di qualsiasi progetto, quindi solo semplicemente preparare un bilancio preventivo che fosse realistico, però ci ha fatto faticare molto, perché non era nelle nostre corde, no? Perché si fanno le cose perché magari noi siamo tutti volontari, ci piace l'idea, vogliamo fare agonismo oppure vogliamo fare socialità, ma tutto questo, secondo proprio il nostro principio base, doveva avere una copertura economica. Quindi ragionare di flussi di cassa, ragionare di liquidità, ragionare di bilancio preventivo è stato il primo sforzo che abbiamo
praticato per poi sviluppare tutti quelli che erano i nostri progetti e anche i nostri progetti anche intellettuali o sportivi. Se decidiamo di puntare sull'agonismo su una determinata sezione, dobbiamo avere una copertura economica. Se decidiamo di fare attività disabili, dobbiamo avere una copertura economica, dobbiamo cercare e trovare attraverso dei progetti i partner, che possono essere privati o pubblici, ma dobbiamo farlo, la progettazione va fatta in fase preventiva, e questa è l'enorme fatica, perché nessuno di noi, io penso che nessuno di noi è manager, perché io non arrivo da un'esperienza di manager, e quindi il secondo passo è stato quello di professionalizzare tutte le attività che sono all'interno dell'Associazione Sportiva Udinese nel mio caso, ovvero noi abbiamo anticipato, come dicevo prima, la riforma dello sport per esigenze di carattere economico e organizzativo soprattutto, ma noi abbiamo deciso di professionalizzare sì i tecnici che facevano agonismo, che facevano promozione, che facevano attività con i disabili, ma abbiamo deciso di professionalizzare anche quelle figure che all'interno di un'associazione sportiva dilettantistica vengono ricoperte, nel nostro caso, da noi dirigenti, perché abbiamo capito che noi dirigenti, almeno io e chi mi ha preceduto, non avevamo le facoltà intellettuali per fare un mestiere che è ormai che ha un'impronta economica fondamentale. La prima cosa che noi abbiamo fatto nel 2012 è stato nominare un direttore generale. Chiaramente la parola vuol dire tutto e vuol dire niente, però una persona che si occupasse di effettivamente fare in modo che i nostri progetti diventassero realtà economica, perché e poi anche organizzativamente doveva essere una persona che si occupasse di far tornare i conti, nel senso che un anelito di un dirigente è quello di ottenere risultati, di fare socialità e quant'altro, però tradurre questo in aspetti organizzativi ed economici è un mestiere, e secondo me quello che manca con quello che manca con la trasformazione del mondo dello sport, con la nuova riforma, è proprio questo, no? Che forse noi dirigenti ci siamo trovati ad affrontare un problema che fino a questo momento non avevamo affrontato, e l'unico modo che noi abbiamo visto, e io vi porto la nostra esperienza, che noi abbiamo trovato era quello di trovare e individuare dei professionisti che ci aiutassero in questa direzione. Forse è questo che le istituzioni, dopo gli investimenti pubblici, che sono evidentemente fondamentali, la nostra esperienza è un caso abbastanza tipico, no? Cioè l'amministrazione pubblica mette a disposizione un impianto da 6-7 milioni di euro e ti dice: to, gestiscilo. Però to, gestiscilo vuol dire 200.000 euro l'anno solo per girare la chiave. Allora, se un'associazione sportiva non si organizza e non si professionalizza in tutte le sue funzioni, non solo in quella di tecnico, il rischio è che prima o poi o chiude o dovrà chiedere una mano all'istituzione pubblica. Questo chiaramente può avere dei risvolti che non sono poi così positivi. Quindi quello che è stata la nostra esperienza, ritorno al tema proprio dell'incontro, no? Da un punto di vista economico, è stata quella di individuare dei professionisti che ci consentissero di sviluppare quello che erano le nostre idee. Però c'è un problema, che la nostra realtà è una realtà che ha in questo momento 1200 soci praticanti, no? Quindi, però questi 1200 soci, scusatemi, faccio dei numeri e sono molto crudo, ma perché questi 1200 soci sono di fatto l'85% del milione di euro di fatturato che fa l'Associazione Sportiva Udinese in questo momento. Perché?
e noi dobbiamo fare affidamento in questo momento sulle quote di iscrizione ai corsi che fanno i nostri ragazzi. Perché? Perché per quel che riguarda la gestione, fatto 100 quello che valgono le spese le spese correnti, come si diceva il tema proprio di questa tavola rotonda, fatto 100 le spese correnti, l'85% di fatto arriva dai proventi che noi abbiamo dai nostri soci. Perché? Per una scelta nostra di libertà di gestione dell'impianto, ad esempio, abbiamo deciso che nella convenzione con il Comune gli oneri di gestione ordinaria, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di gestione ordinaria dell'attività erano tutti in capo all'Associazione Sportiva Udinese. Questo adesso ci fa un po' più gioco perché avendo modificato le norme sulle contribuzioni sportive, la Regione ci consente di accedere direttamente ai contributi per manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi ci consente anche di essere molto più rapidi nella richiesta di contributi e nella poi gestione dei contributi diretta da noi, il che fa comprimere di molto i tempi anche di svolgimento dei lavori e di resa dei contributi che il pubblico, devo dire in Regione Friuli Venezia Giulia, per quello che è la mia esperienza anche di contatti con altri presidenti, io penso che sia effettivamente un'eccellenza, perché la percentuale pro capite che i contributi sugli impianti sportivi io penso che non abbia uguale in Italia. Quindi questo è un quadro. I principi base che noi abbiamo sviluppato sono proprio questi in termini di copertura economica e di programmazione. Grazie mille dell'intervento. Io a questo punto, per agevolare la conclusione dei lavori, vi ringrazio, non proseguirei con la tavola, anche perché poi gli interventi sono stati molto approfonditi, quindi ci hanno dato modo di ragionare e di fare delle considerazioni, quindi io ringrazio gli ospiti e ci avviamo verso le conclusioni della giornata. Grazie mille. Bene. Io direi che abbiamo avuto una dimostrazione di varie possibilità, di vari percorsi, di varie esperienze e sicuramente però dobbiamo distinguere, e abbiamo per questo fatto le 2 tavole rotonde, la situazione dei grandi investimenti, delle infrastrutture dalla gestione corrente. Quindi quello che organizzando questo evento abbiamo pensato di proporre, credo che l'interlocutore di riferimento per la proposta sia la Regione, è di vedere se si può trovare qualche percorso, qualche meccanismo anche tecnico che può almeno in parte dare un contributo per facilitare il funzionamento finanziario delle associazioni sportive, soprattutto di quelle di minori dimensioni, focalizzandosi su quello che è un problema più facilmente risolvibile probabilmente, cioè quello della gestione corrente, perché per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti è evidente che parliamo di cifre di solito molto rilevanti ed è difficile trovare un meccanismo tecnico che renda fluido il funzionamento di queste cose, qui bisogna trovare il capitale, e il capitale o lo mette il pubblico o lo mette il privato, non è pensabile che si inventi un qualche meccanismo che crea capitale dal nulla. Per quanto riguarda invece la gestione corrente, io mi sono occupato da molti anni di accesso al credito delle piccole imprese, e quindi sulla base dell'esperienza che anche le piccole imprese e anche le microimprese hanno nei rapporti con le banche, quindi la difficoltà di accedere al credito, e sull'esperienza italiana molto diffusa, direi quasi totalizzante, soprattutto in passato, del fatto che le banche
nel dubbio chiedono comunque garanzie personali, direi che quello che si potrebbe immaginare è di replicare un po' il meccanismo che si usa per l'accesso al credito delle piccole imprese. Nell'ambito dell'accesso al credito delle piccole imprese il nostro Paese è abbastanza all'avanguardia e sicuramente la nostra regione è più avanti in Italia di tutte le altre attraverso lo strumento dei consorzi di garanzia fidi, cioè dei soggetti a cui aderiscono le piccole e medie imprese per favorire l'accesso al credito. Questi consorzi di garanzia danno le garanzie alla banca al posto della fiduciaria dell'imprenditore, glielo dà il consorzio garanzia fidi, così la banca finanzia l'impresa e riceve la garanzia del consorzio. Ovviamente i consorzi garanzia fidi danno alle imprese le garanzie se ci sono delle condizioni, non è che regalano i soldi e tappano i buchi creati dalle imprese, quindi bisogna che ci siano un minimo di situazioni bancabili, diciamo così, però la garanzia sostituisce la garanzia dell'imprenditore. Allora quello che si potrebbe immaginare, e qui sappiamo poi che nella nostra regione, la regione stessa ha dato e dà ogni anno dei contributi importanti ai consorzi garanzia fide delle piccole imprese, si potrebbe immaginare di creare un percorso simile senza andare a creare nuove scatole, nuovi soggetti che poi avrebbero dei costi operativi anche elevati, ma usando l'infrastruttura che c'è già dei consorzi garanzia fidi per le imprese, fare una specie di fondo di rotazione della regione. La regione ha molta esperienza nei fondi di rotazione in diversi comparti, partendo anche con somme modeste, fare una sperimentazione, far gestire questo fondo di rotazione ai confidi che lo possono fare, quindi quelli vigilati, perché sono gli unici che in base alla normativa finanziaria possono concedere garanzie a soggetti non associati, quindi a non a imprese, in modo tale da dare delle garanzie alle banche che concedono cosa? Concedono la liquidità. Non è che le banche devono dare i soldi perché funzionino le associazioni sportive, regalarli, questo non è pensabile ovviamente, ma le banche possono dare la liquidità perché è un'associazione che ha trovato le risorse ma non le ha ancora in mano, per cui ha trovato uno sponsor ma riceverà i soldi tra un po', ha trovato un contributo ma riceverà i soldi tra un po', porta in banca la delibera, porta in banca l'assegnazione del contributo e attraverso il consorzio garanzia fidi c'è una fiduciaria a favore della banca e quindi la banca non chiede la firma al presidente o al membro dell'associazione. Abbiamo avuto dei casi di qualcuno anche che si è mangiato la casa, tutto quello che aveva, oltre a dedicare tanto tempo. Quindi secondo me potrebbe essere molto interessante per risolvere, non per regalare i soldi, che non è lo scopo dell'attività finanziaria, perché ovviamente chi vuole fare delle cose deve trovare le sponsorizzazioni, deve trovare i contributi, ma poi una volta che li ha trovati qualche volta non riesce neanche a incassarli perché deve prima spendere e poi a rendicontazione prendere i soldi. E anche lo sponsor, se non fa le attività poi lo sponsor non glieli dà oppure non glieli dà negli anni successivi. Quindi credo che questo potrebbe essere un esperimento dal mio punto di vista tecnico abbastanza facile, perché la struttura che fa queste cose per le imprese può replicarla senza nessun particolare elemento di difficoltà a favore dell'associazionismo sportivo. Con piccole risorse che potrebbe mettere la regione per favorire questo circuito virtuoso si potrebbe immaginare di fare un esperimento, io lo chiamo così, se poi funziona si può rifinanziare. E diciamo che i consorzi fidi in regione hanno più di 20.000 associati, quindi sono numeri molto più grandi. Abbiamo visto qui che ci sono 2.500 soggetti nel mondo dello sport, quindi sarebbero sicuramente in grado di
anche di gestirli tutti, se tutti poi aderissero a questa cosa, e questo può aprire una prospettiva in cui oltretutto il fatto che anche il Confidi deve fare un'istruttoria per dare la garanzia, quindi garantire un minimo di presentabilità dei dati, dei contabili, del bilancio, le cose che abbiamo sentito anche prima, potrebbe anche guidare un po' per mano le associazioni nel presentarsi meglio. E quindi un po' l'orientamento che prima trovi le risorse, almeno come potenziale, quindi non le hai in mano, ma c'hai qualcuno che ti ha promesso che te le dà, magari anche a rate, voglio dire, e poi qualcuno che ti aiuta anche a presentarti alla banca, potrebbe essere un modo per fare un passettino in avanti. È un piccolo contributo, ma credo che è lo spirito con cui noi diciamo che, avendo inventato questo Festival di Educazione Finanziaria, ci avviciniamo al mondo dello sport per dire che dal punto di vista finanziario bisognerebbe agire un po' in questa direzione, quindi un espediente tecnico, se la Regione vorrà poi provare a percorrerlo e se il mondo dell'associazionismo riterrà opportuno provare ad usarlo, speriamo che possa essere utile per tutti. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che riusciamo adesso tecnicamente a sentire il Vicepresidente che... Innanzitutto buonasera, mi dispiace non essere stato oggi con voi, ho potuto ascoltare alcuni degli interventi da remoto e di altri mi è stato già riferito dal nostro direttore del servizio sport che è lì presente, il dottor Emanuele Giassi, e quindi approfitto anche per il saluto e anche per un compiacimento per aver organizzato all'Università degli Studi di Udine, il professor Miani, per aver organizzato questo convegno che ha sicuramente il merito di discutere e di permettere dei ragionamenti. Qualsiasi amministratore, associazione sportiva, di società, ma anche di enti pubblici che si occupano di sport, per poter decidere, per poter prendere le decisioni, deve essere in grado di fare dei ragionamenti che si basano sulla conoscenza, e quindi la giornata di studi di oggi ha permesso a chi è intervenuto, a chi ha ascoltato, di essere reso edotto di alcuni aspetti che sicuramente sono utili proprio per elaborare dei ragionamenti che poi portano a delle decisioni. Una decisione è una ponderazione comparativa di interessi contrapposti, ossia una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di una determinata scelta, e perché questa sia pertinente indubbiamente è necessario conoscere la materia della quale si deve prendere una decisione. Interessanti anche le considerazioni relative all'impiantistica sportiva, i progetti di molti di chi insomma avete coinvolto in questa giornata di lavori, e anche poi prendo atto, diciamo, della rappresentata difficoltà da parte di alcuni di poter accedere a finanziamenti per quanto riguarda le manifestazioni sportive più che gli impianti sportivi. Se da una parte, lo ha ricordato anche all'inizio il dottor Marcon, presidente del comitato regionale del CONI, la nostra, il Friuli Venezia Giulia, è sicuramente la regione che maggiormente investe nello sport, mettendo a disposizione importanti risorse sia per l'impiantistica sportiva e anche per le manifestazioni sportive. D'altra parte prendiamo atto del fatto che
molti di questi beneficiari dei finanziamenti anche pubblici hanno una difficoltà di poter avere una liquidità, anche perché questi contributi non sempre possono essere erogati tutti in anticipo rispetto al momento in cui la spesa viene sostenuta, e quindi ritengo che insomma, su questo aspetto si possa ancora elaborare dei ragionamenti che consentano di risolvere questo problema, perché nel mentre noi, se eroghiamo contributi ai comuni, possiamo erogarli tutti in anticipo, perché questo ci consente di fare la legge e perché in effetti è un trasferimento di risorse tra due diversi enti pubblici. Viceversa, nel momento in cui andiamo a erogare dei contributi a delle società private o delle associazioni sportive dilettantistiche, spesso la norma proprio ci impedisce di erogare in anticipo l'intero contributo. Questo perché per evidenti ragioni, nel senso che poi dopo, nel caso in cui la rendicontazione non sia del tutto pertinente, saremmo costretti a recuperare la somma erogata, con il rischio anche di non poterlo fare, quindi di esporre l'ente pubblico a un rischio di danno erariale. E d'altra parte però l'associazione sportiva si trova spesso a dover anticipare anche delle somme importanti che solo dopo averle spese dopo aver pagato insomma tutte le forniture può rendicontarla validamente, cioè allegandoci le fatture quietanziate che noi pretendiamo per la rendicontazione. Quindi in effetti penso sia molto interessante non solo l'insieme di riflessioni che oggi lì da voi sono state in qualche modo condivise o sollevate, ma anche la necessità di intervenire su quelli che ancora in una regione, per quanto virtuosa come la nostra, possono essere dei punti di debolezza, e quindi l'individuazione di un sistema che consenta in qualche modo di accedere a dei crediti da parte di operatori del mondo sportivo per finanziamenti che debbano avvenire in futuro. Questo riguarda la regione, ma può riguardare anche altre somme che l'associazione possa in qualche modo essere futura creditrice. Pertanto insomma, l'accesso a una forma di finanziamento anticipato potrebbe colmare anche questa lacuna, e tra l'altro sarebbe anche non so se grazie alle riflessioni che vengono fatte al convegno odierno, ma certamente potrebbe essere una strada che si tenta di percorrere per la prima volta, in quanto tale non priva di insidie, perché chi per primo percorre una strada che non è già stata illuminata da altri prima, si assume anche il rischio di trasformando per la prima volta in azioni concrete delle idee astratte, di trovarsi ad avere dei risultati più o meno diversi da quelli che erano attesi. Quindi consapevoli dei rischi che potremmo percorrere, però è affascinante ed è bello che sia insomma emerso nel corso di un convegno che quindi sì è astratto, ma ha delle conseguenze concrete che possono essere di estrema utilità pratica per il mondo sportivo della regione. È bello che sia emersa questa esigenza e questa necessità di risolvere un problema proprio nel vostro convegno, e quindi posso testimoniare al professor Miani il plauso della regione per l'iniziativa e anche la disponibilità a cogliere suggerimenti
in merito, come già ha lui immaginato, e che quindi si tratta di trasformare questo pensiero in azione, ragionando su quale misura possa essere messa in campo per percorrere per primi questa strada, che immagino proprio per l'utilità concreta che possa avere nel mondo, testimoniata anche dagli interventi che abbiamo sentito oggi, possa poi essere una strada molto interessante anche per altri, e quindi sono a disposizione per andare nel senso che lui indica, quindi anche per immaginare assieme anche un intervento normativo, evidentemente che rientri tra le competenze della Regione, per cercare di rispondere a questa esigenza oggi testimoniata. Ulteriore motivo per ringraziarvi per dei spunti di riflessione che avete oggi offerto, e quindi grazie. Grazie Assessore, grazie a lei per la sintesi. Io direi che insomma la sintesi dell'Assessore chiude in maniera, direi, più che brillante il nostro dibattito, il nostro pomeriggio. Vi ringrazio per essere intervenuti, insomma vi do appuntamento ai prossimi interventi di PN Trading Places, giusto per non autopromuoversi. Grazie a tutti, buona serata.